Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Mettiamoci in piedi per favore. Amen. Siamo felici oggi perché la parola dice che questo è il giorno che il Signore ha già fatto. Non sta facendo, non farà, ha già fatto. Mentre tu dormivi, riposavi, eri lì tranquillo nel tuo letto, il Signore stava lavorando per te. È meraviglioso avere un Dio così, no? Gloria a Dio per questo. E se noi siamo qui oggi è perché Lui ha programmato, perché noi sappiamo che tutte le cose sono sotto il suo controllo e non succede nulla che Lui non sia consapevole. Tutte le cose sono sotto il controllo delle sue mani e Lui è fedele in ogni cosa. Allora noi possiamo stare tranquilli perché noi sappiamo che le nostre vite sono nelle sue mani e Lui si prende cura dei Suoi. Amen. E io vi invito oggi a dimenticare di tutto quello che avete lasciato fuori da questo luogo e che noi possiamo adorare il Signore intensamente con tutto il nostro cuore. Lui è qui. Amen. Tu credi in questo? Amen. Bisogna credere. Stiamo parlando di fede tutto dall'inizio di gennaio. Stiamo parlando di avere un rapporto con Dio. Se non esiste fede è impossibile. La sua parola dice che senza fede è impossibile piacergli. E allora se noi siamo qui, noi dobbiamo credere che Lui c'è e dobbiamo credere che Lui è. Amen. E dobbiamo credere anche che noi non usciremo di qui nella stessa maniera in cui noi siamo entrati, perché la parola sarà predicata, noi saremo toccati e noi saremo trasformati dalla sua parola, perché è così che succede. E Dio farà. Tutto dipende di come noi risponderemo a quello che Dio parlerà qui stamattina. Amen. Oggi noi abbiamo qui con noi il pastore Giuninho che è appena arrivato. Gloria a Dio, pastore, no? E sarà una benedizione. Il Signore lo userà, parlerà ai nostri cuori, noi saremo grandemente benedetti. Adesso ti invito ad alzare la tua mano e a chiudere gli occhi e pregare il Signore. Dichiara al Signore: Signore, io sono pronto, il mio cuore è aperto. Il mio cuore è aperto, io voglio ricevere, Signore, da te. Io voglio ricevere, voglio ricevere, voglio ricevere, voglio ricevere. Io non voglio, Signore, stare in una relazione, Signore, superficiale. Io voglio andare in acque profonde, Signore. Io voglio stare vicino a te. Io voglio conoscerti, voglio sapere chi sei, Signore. Voglio capire la mia identità in te. Voglio che il tuo Spirito Santo mi guidi nel centro della tua buona, gradevole e perfetta volontà. Io non voglio stare all'infuori, Signore, io voglio stare lì nella tua presenza, nel luogo santissimo, dove le cose succedono, Signore, dove la tua presenza si manifesta, dove noi vediamo la tua gloria. Io voglio stare lì dove succedono i miracoli, dove la tua parola è predicata con potenza, dove la tua parola tocca, trasforma, lava, purifica. È lì che io voglio stare, Signore, dove le cose succedono. Allora portaci lì, Signore. Portaci lì, che stamattina, Signore, il tuo Spirito Santo possa lavorare in mezzo a noi con autorità e potenza, toccando ogni cuore. Noi vogliamo vedere la tua gloria manifestata in mezzo a noi, che il fumo della tua presenza, Signore, così come era con Mosè nella tenda dell'incontro, succeda qui anche oggi, che i cieli siano aperti su questo luogo e che la tua benedizione scenda, Signore, come captarappi abbondanti su ogni vita, su ogni cuore, benedicendo, riempendo, portando via ogni tristezza, ogni male, ogni malattia, perché noi crediamo dove si manifesta la tua presenza, Signore, tutto quello che non viene da te vai via nel nome di Gesù. E è così che noi preghiamo, noi sgridiamo ogni distrazione, noi sgridiamo ogni preoccupazione, noi sgridiamo ogni religiosità, idolatria.
vada via nel nome di Gesù. Noi sgridiamo ogni male, ogni dolore, vada via tutto quello che toglie l'attenzione, tutto quello che porta distrazioni, vada via nel nome di Gesù, e che il tuo nome stamattina sia glorificato, innalzato, adorato, Signore, al di sopra di ogni cosa, perché questo è lo scopo, che tu sia il centro, che tu sia la ragione, che tu sia lo scopo, che tu sia il traguardo, che tu sia il tutto, soprattutto nel nome di Gesù. Noi preghiamo così. Spirito Santo, vieni, comincia a passeggiare in mezzo a noi, a toccare ogni cuore, fai quel che vuoi. La tua presenza è desiderata qui stamattina. Noi desideriamo la tua presenza questa mattina. Allora vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, vieni, 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 vieni. Vieni, Spirito Santo. Alza la tua mano, comincia ad adorare il Signore. Chiedi, Spirito Santo, vieni, oh vieni, vieni. Spirito Santo, vieni, vieni. Noi siamo pronti, i cuori sono aperti, le porte sono spalancate e noi vogliamo essere pieni dalla tua potenza, alleluia. Noi vogliamo essere toccati dalla tua potenza, alleluia. Noi vogliamo essere pieni, Signore, trasformati dal tuo tocco, Signore. Abbiamo bisogno di essere toccati, Signore. Oh gloria, 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 gloria. Infocaci, Spirito Santo, infocaci, Spirito Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh gloria, 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 gloria. Noi ti amiamo, Signore Gesù. Noi ti amiamo, Signore Gesù. Noi ti amiamo, Signore Gesù, ti adoriamo, Signore Gesù. Oh gloria, 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 gloria. Gli angeli dichiarano, Santo è il Signore, la terra risponde, Santo sei tu. Canta, cantiamo al Signore ad una sola voce, nello stesso spirito diciamo: la terra risponde che santo sei tu. Oh, alleluia, 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 santo sei tu. Ancora una volta. Gli angeli dichiarano, Santo è il Signore, la terra risponde, Santo sei tu. Gli angeli dichiarano, Santo è il Signore, la terra risponde. Appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché Egli ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno e chi potrà stare nel luogo suo santo?
l'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'anima a vanità e non giura quel proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dell'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, il Signore degli eserciti. Egli è il Re di gloria. Egli è il Re di gloria. Alzatevi, o porte eterne, il Re di gloria entrerà. Alleluia, 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 santo sei tu. Alleluia, 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 santo sei tu. Hai già salutato la persona che è a fianco a te? Guarda la persona, dà un abbraccio, saluta e dichiara così: Dio ti ha voluto qui stamattina e Dio parlerà con te. Alleluia, celebriamo davanti al Signore. Esiste un fiume pieno di bontà, una sorgente che ci assalga l'oro, un mare dove la paura non c'è, mare che sale, che sale. Esiste un fiume che si muove in me e che trabocca, che l'amor di Dio con la sua forza viene su di me, mare che sale, che sale. Rompe, rompe, possiamo sentire suo amore fluire. Rompe, rompe, possiamo sentire suo amore fluire. Abbiamo vita nel fiume, abbiamo vita nel fiume, abbiamo vita nel fiume, abbiamo vita nel fiume. Esiste un fiume che si muove in me e che trabocca, e l'amor di Dio con la sua forza viene su di me, mare che sale, che sale. Rompe, rompe, possiamo sentire suo amore fluire. Rompe, rompe, possiamo sentire suo amore fluire. Abbiamo vita nel fiume, abbiamo vita nel fiume, abbiamo vita nel fiume, abbiamo vita nel fiume. Fluisci in noi, fluisci in noi, fluisci in noi, Signore. Comincia a danzare, finché ci fermerà.
cantiamo davanti al Signore, c'è la sua presenza qui e c'è libertà nella presenza del Padre. Amen. Cantiamo con gioia. Alleluia. Mettiamo le mani. Agisce con forza, è un Dio di vittoria, tutti si inginocchieranno. Il mio Dio è l'agnello, l'agnello immolato per il nostro peccato, Lui ci ha liberato, tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, il leone e l'agnello. Per il re dei re che entrerà, il tuo cuore apre a Lui, il Dio che salva è qui per donare libertà, chi fermerà l'Onnipotente. Il mio Dio è leone, leone di Giuda, ruggisce con forza, Dio di vittoria, tutti si inginocchieranno. Il mio Dio è l'agnello, l'agnello immolato per il nostro peccato, Lui ci ha liberato, tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, il leone e l'agnello. Con forza, è un Dio di vittoria, tutti si inginocchieranno. Mio Dio è l'agnello, l'agnello immolato per il nostro peccato, Lui ci ha liberato, tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, il leone e l'agnello.
il Signore. Oh, Alleluia. 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 la tua presenza è qui, Signore. Tu sei santo, santo, La santo. presenza è qui, Signore. A te sia tutta la lode, tutta la gloria, tutta l'adorazione, Signore. Non ho paura, credo in te, non ho più dubbi, ho visto che la tua fedeltà, mio Dio, è sempre qui con me. Ho messo la mia fede in te, sono più forte se sei con me. Il tuo amore mi difende, ora e per sempre. Guidaci tra gli alberi, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Facci il nemico, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Io credo in te, versa il tuo amore dentro di noi, la tua potenza rivelaci, Spirito vieni ancora, dimostra il tuo potere. Guidaci tra gli alberi, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Tacci il nemico, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Più di promesse, più di abbondanza, vai oltre i limiti, tu non fallisci mai, il nome è senza uguale, niente ti fermerà, tutto è possibile in te. Più di promesse, più di abbondanza, vai oltre i limiti, tu non fallisci mai, il nome è senza uguale, niente ti fermerà, tutto è possibile in te. Guidaci tra gli alberi, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Facci il nemico, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere.
voi state affrontando una situazione difficile nella vostra vita? Ogni tanto capita, vero? Il Signore ha detto: nel mondo voi magari può darsi che succeda, no, qualche afflizione qua e là. È così che dice la parola? Lui ha fatto un'affermazione: nel mondo voi passerete per afflizione. avrete delle afflizioni. Se non è ancora arrivato, arriverà, questo è certo, no? Perché anche ne abbiamo bisogno di queste situazioni, perché questo ci fa muovere nella presenza del Signore. Noi non restiamo lì accomodati, no? Questo ci fa crescere, no? Questo rinforza la nostra fede, perché noi corriamo dal Signore e Lui ci risponde, perché Lui è fedele. La sua parola dice che fedele è colui che ha promesso, e Lui ha detto che non ci abbandonerebbe mai. Ma Lui va avanti: ma fatevi coraggio, perché io ho vinto il mondo. In un altro versetto Lui ha detto: voi potete fare tutto quello che faccio io e farete ancora cose più grandi. Se Lui ha vinto il mondo, anche noi lo vinceremo. Amen. E io ti invito, pensa al tuo problema adesso. Cosa ti toglie la pace? È un problema di salute, un problema finanziario, un problema con la tua moglie, con il tuo marito, con i tuoi figli, nel tuo posto di lavoro, una situazione che ti sta scombussolando un po', una situazione che ti sta turbando, ti sta disturbando. Pensa a questa cosa, metti la mano sul cuore così. Noi crediamo nella parola del Signore, vero? Noi crediamo che la Bibbia non contiene la parola del Signore, ma che la Bibbia è nella sua totalità la parola del Signore. E noi crediamo che la sua parola è viva ed è efficace. E noi crediamo anche che la sua parola compie lo scopo per quale è stata inviata. E quando Lui afferma: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, questo è vero. Lui non ci lascia soli, Lui non ci libera dalla prova, non ci libera dalla tentazione, non ci libera dal problema, ma Lui è con noi nel problema, e questo fa tutta la differenza. Allora, non so se voi avete fatto caso di quello che noi abbiamo cantato, che tante volte noi cantiamo così e non prestiamo tanta attenzione, no? Ma noi abbiamo cantato così: ti ho visto muovere le montagne. Ma intanto questa era cosa del passato, non succedono più. C'è chi predica questo, ma non è vero, perché Dio non cambia. E la potenza che Lui aveva nel passato ne ha ancora oggi. I miracoli che Lui operava nel passato opera ancora oggi. Le malattie che Lui guariva nel passato guarisce anche oggi. I problemi che Lui sistemava nel passato sistema anche oggi. E noi crediamo in questo. Amen. Allora tu canterai così: ti ho visto muovere le montagne. Le montagne sono i nostri problemi. E io credo che lo farai ancora. E io credo che tu puoi farlo anche oggi nella mia vita. Dichiara questo, credendo che questo è vero, in modo che questo crei vita nel tuo cuore e che questo diventi verità nella tua vita. Perché la parola è viva ed è efficace. La parola è viva ed è efficace. La parola è viva ed è efficace. Alleluia. Amen. Dichiariamo questo. Alleluia. Oh, ti ho visto muovere le montagne e credo che lo farai ancora. Apristi strada dove non c'era, e credo che lo farai ancora. Dichiara questo: ho visto muovere le montagne e credo che, perché tu sei lo stesso ieri, oggi sarai in eterno. Apristi strada dove non c'era e credo che, dichiara con fede, dichiara la parola del Signore: ti ho visto muovere le montagne e credo che
aprissi strada dove non c'è. E credo che tu puoi farlo anche oggi. Oh alleluia, noi dichiariamo guarigione nel nome di Gesù. Noi preghiamo per liberazione nel nome di Gesù. Noi cacciamo via ogni strategia dell'inferno contro la vita dei tuoi figli. Vada via nel nome di Gesù. La tua parola dice, Signore, che i nostri nemici vengono contro di noi per una via, Signore, ma loro hanno 7 vie per sfuggire. Vada via nel nome di Gesù. Vada via nel nome di Gesù ogni problema, ogni malattia, ogni preoccupazione, ogni situazione che sta scombussolando la vita dei tuoi figli. Noi ci alziamo in preghiera. Alza la tua voce e clama davanti al Signore. Alza la tua voce e prega davanti al Signore. Signore, io metto il mio problema nelle tue mani, perché so che tu sei potente. Quando agisci tu, nessuno può impedire. Alleluia. Io non accetto, Signore, questa situazione nella mia vita. La tua parola dice che in tutte queste cose io sono più che vincitore, e io prendo possesso dalla mia vittoria. Io prendo possesso dalla mia vittoria. Io prendo possesso dalla mia guarigione. Io prendo possesso del mio miracolo. Io credo che la tua parola è viva. Io credo che la tua parola è efficace, e io dichiaro la tua parola per la mia vita. Io dichiaro la tua parola per la mia casa. Io dichiaro la tua parola per la mia famiglia. Io dichiaro la tua parola nel mio posto di lavoro, sui miei amici, sulla mia moglie, sul mio marito, sui miei figli. Io dichiaro guarigione, liberazione nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, alleluia. Nel nome di Gesù, alleluia, 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 alleluia. Oh gloria, 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 gloria. Oh gloria, 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 alleluia. Tu sei santo, potente. Quando tu agisci nessuno può impedirti, Signore Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Nel tuo nome, Signore. Oh, la tua chiesa ti adora. Mille generazioni prostrati ad adorare, a cantare la canzone alla miele. Chi ci ha preceduto
alto il tuo nome, è più grande il tuo nome, è al di sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini, il tuo nome, è al di sopra di ogni nome, il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini, e il tuo nome è al di sopra di ogni nome, grida agli angeli. Santo, grida il creato, Santo, ti sei innalzato, Santo, Santo per sempre. Noi cantiamo a te, Santo, nostro Re, Santo, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre, sempre sarai, Santo, Santo per sempre. Alleluia, sempre sarai, Santo, Santo per sempre. Alleluia, Amém. Io ti invito adesso a prendere nella tua mano la tua decima, la tua offerta, no? Perché anche questo è un'attitudine di adorazione al Signore. Anche questo è riconoscimento della signoria del Signore anche sulle nostre finanze. Quando tu porti la decima, quando tu porti le tue offerte, tu stai dicendo: Signore, io credo nella tua provvidenza, io credo che tu sei il Signore su ogni area della mia vita. Io dichiaro questo, Signore. Io non dipendo dai miei soldi, io dipendo da te, no? Perché come io ripeto sempre, non è un problema il credente avere i soldi, è un problema quando i soldi hanno il credente, quando i soldi dominano, quando i soldi parlano, quando i soldi danno gli ordini, quello è un problema. Perché la parola del Signore dice che noi non possiamo servire a due signori. O dobbiamo servire uno e disprezzare l'altro, o amare l'altro e disprezzare un altro. Ma noi sappiamo che il Signore è Signore della nostra vita, gli abbiamo dichiarato questo, no? Amen. Lui è il Signore della nostra vita e dobbiamo dire che Lui è il Signore anche delle nostre tasche. È la parte più difficile, no? Perché tante volte noi abbiamo un granchio dentro la tasca. Quando si parla in soldi, questo ci fa male. Ah, ma io lavoro tutto il mese, no? Lavoro sodo tutto il mese per guadagnarci i soldi, tutto quanto. Ma guarda che una volta ho detto questo e ripeto che l'opera è del Signore. L'opera è del Signore e Lui provvederà ogni bisogno della sua opera. Quando noi parliamo di soldi, parliamo in modo che tu sia benedetto anche in quell'area lì. Ah, ma io sono benedetto, ho un bellissimo lavoro, guadagno i soldi, tutto quanto. No, ma noi abbiamo imparato che noi dobbiamo amare Dio al di sopra di ogni cosa, con tutta la nostra arma, con tutta la nostra forza e con tutto il nostro intendimento. E dobbiamo fare dei nostri soldi submessi, sottomessi anche al nostro Dio. Anche i nostri soldi devono essere sottomessi. Perché la sua parola dice che Lui conosce ognuno dei nostri bisogni, Lui sa tutto quello che noi abbiamo bisogno e Lui provvederà tutto quello. No? Lui dice: i gigli nel campo oggi ci sono, domani non ci sono più. Gli uccellini nel cielo non manca nulla loro, no? Non siete voi molto più importanti di loro? Allora se Dio provvede a loro, provvederà anche a noi.
Ma quando noi ci attacchiamo ai soldi, noi stiamo dicendo no, io mi fido dei miei soldi, perché se mi mancano i soldi mi manca tutto. No, la dichiarazione giusta è: se mi manca il Signore mi manca tutto, se mi manca Dio nella mia vita mi manca tutto. Quando noi abbiamo Lui, noi abbiamo tutto. Salmi 23 dice così: il Signore è il mio pastore. Può darsi che le cose vadano bene e non mi manchi nulla. No. La parola del Signore dichiara, bellissimo, nella traduzione nuova riveduta mi piace tanto, che dice così: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Il Signore è il mio pastore, di conseguenza nulla mi manca, perché ho fatto di Lui il mio pastore, Lui provvede tutto e nulla mi manca. E questa deve essere non soltanto la dichiarazione della nostra bocca, ma la nostra attitudine di fede in Lui, dichiarando che Lui è il Signore anche delle nostre tasche. Amen. Allora prendi nella tua mano. Un'altra cosa che dobbiamo imparare è pensare prima. Paolo ci insegna questo, e questo è il versetto che io ripeto di più qui in chiesa, no? Date secondo avete proposto, secondo avete pensato, secondo avete programmato nel vostro cuore, no? Noi abbiamo l'abitudine di aprire il portafoglio, prendiamo lì qualcosina così e mettiamo là. No, noi dobbiamo pensarci, noi dobbiamo pregare sopra e dobbiamo offrire quello che viene nel nostro cuore. Signore, cosa porto domenica in chiesa? Date secondo avete proposto. Qual è la proposta che tu avevi nel cuore di offertare alla domenica? Non parliamo di quantità, non parliamo di valori, ma parliamo di amore nel farlo, di dedizione nel farlo, di voler gradire il Signore nel farlo. Perché Dio ama il donatore che dona con gioia. Non senti obbligato a farlo, perché non c'è benedizione nell'obbligo, ma c'è benedizione quando noi facciamo con amore, con gioia nel cuore. Amen. Detto questo, prendete nelle vostre mani la vostra decima, la vostra offerta e preghiamo consacrando al Signore. Amen. Caro Padre, nel nome di Gesù noi glorifichiamo il tuo nome, perché noi possiamo guardare indietro la nostra vita, Signore, la nostra casa, e possiamo dichiarare sicuramente, Signore, fin qui il Signore ci ha benedetto. Neanche un giorno tu ci hai lasciati soli. Abbiamo avuto sì dei problemi, delle situazioni difficili che abbiamo passato, abbiamo dovuto affrontare situazioni, delle grosse sfide nella nostra vita, ma in nessuna di esse, Signore, noi siamo stati da soli. In nessuna di esse, Signore, tu ci hai delusi, tu ci sei sempre stato, tu ci hai sempre benedetto, tu sei il nostro pastore, non ci è mancato nulla. In tutti questi tempi, da quando ti abbiamo conosciuto, tu sei stato fedele. Ed è con gioia nel cuore, Signore, che noi riportiamo davanti al tuo altare la nostra decima, le nostre offerte, essendo abbondanti, Signore, portando indietro una piccola parte di quello che tu hai consegnato nelle nostre mani, perché noi crediamo che tutto viene da te, attraverso di te, ed è per la tua gloria, e noi vogliamo glorificarti, adorarti, onorarti anche con le nostre finanze. Allora ricevi, Signore, ricevi con tutto il cuore, noi offriamo davanti al tuo altare. Chiediamo anche la tua benedizione su quelli che magari non hanno niente oggi, magari stanno cercando lavoro, hanno dei problemi finanziari, stanno passando per delle situazioni difficili, Signore, e noi ti chiediamo, alzati in favore di questi fratelli, di queste sorelle, di queste famiglie, Signore, benedicendo, cambiando la situazione, voltando pagine, scrivendo una nuova storia, in modo, Signore, che loro possano vedere la tua mano adoperando sulla loro vita e le situazioni cambiate, in modo che anche loro abbiano, Signore, da portarti, da glorificarti, da onorarti anche con le loro finanze. Benedici la loro vita, che loro vedano, Signore, la tua mano potente sulla loro vita. Nel nome di Gesù noi preghiamo così, Padre. Ricevi, con gioia noi portiamo, Signore, davanti a te, con gioia noi celebriamo nella tua presenza. Amen. Potete uscire dai vostri posti e portare qui la vostra offerta con gioia nel cuore. Amen. Alleluia. Che
Signore vi benedica. La Bibbia ci dice che Dio è lo stesso, Gesù Cristo è lo stesso, oggi, ieri e sarà per sempre. Quindi noi dobbiamo lodare questo Dio meraviglioso che non cambia mai. E noi dobbiamo essere così, anche noi, fedeli e avere Dio nella nostra vita come il Signore di tutto quello che abbiamo e siamo. Amen. Io clamo al Dio di Giacobbe, il cui amore è eterno. So che il tuo patto è fedele sempre. Io clamo al Dio di Mosè, colui che ha aperto il mare. Lo so che tu farai lo stesso per me. Oh Dio, di te ho bisogno, oh Dio, di te ho bisogno, io ho bisogno, Dio. Tu sei la roccia eterna, credo nella tua fedeltà, la tua fedeltà. Io clamo al Dio di Maria, che ama gli umili di cuore. So che in te tutto è possibile. Io clamo al Dio di Davide, colui che può darci il coraggio. Non lotto con Golia, ma affronto i miei giganti. Oh Dio, di te ho bisogno, oh Dio, di te ho bisogno, io ho bisogno, Dio. Tu sei la roccia eterna, credo nella tua fedeltà, la tua fedeltà. Oh Dio, di te ho bisogno, oh Dio, di te ho bisogno, io ho bisogno, Dio. Tu sei la roccia eterna, credo nella tua fedeltà, la tua fedeltà. Tu sei lo stesso, l'hai ascoltati lì e a noi ascolterai. Tu sei lo stesso, oh, tu sei lo stesso, Dio. Preghiere hai risposto, adesso risponderai. Tu sei lo stesso, tu sei lo stesso, Dio. Hai provveduto e a noi provvederai. Tu sei lo stesso, tu sei lo stesso.
bisogno, oh Dio di te ho bisogno, Dio, ho bisogno, Dio. Tu sei la roccia eterna, credo nella tua fedeltà, la tua fedeltà. Amém. Applaudiamo il Signore. Forte, forte. A colui che è degno di tutta la lode, tutta la gloria e tutto l'onore. Alleluia. A te, Signore, noi ti adoriamo, Re dei Re, Signore del Signore, colui che regna di eternità in eternità, colui che era, chi è e chi verrà, il nome che è stato innalzato al di sopra di ogni nome, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la lode, la gloria e l'onore per sempre, sempre, sempre. Alleluia. La tua Chiesa ti adora, Signore, la tua Chiesa innalza il tuo nome. Oh Gesù, Gesù, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Amen. Possiamo dare un gloria a Dio forte, forte. Gloria a Dio. Dai, con tutte le tue forze. Più forte. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Il Signore è buono. Potete accomodarvi per favore? Alleluia. Gesù è qui. Alleluia. Lo abbiamo portato noi, è venuto con noi, è in noi, reina in noi, abita in noi, lavora in noi. E gloria a Dio per questo. Io lodo il Signore per la vostra vita, per voi che siete venuti questa mattina, no? E portate a casa quello che il Signore vi ha preparato. Portate a casa quello che il Signore ha preparato per voi, no? Nessuno esce a mani vuote quando viene davanti al Signore. Nessuno. Amen. No? La pastora Mariana vi saluta, è lì che ci guarda da casa, no? Amore mio, noi ti amiamo, ti salutiamo di qua, no? E a tutti i nostri fratelli che ci guardano a casa, che Dio vi benedica e che la benedizione del Signore vi raggiunga lì a casa, no? Senza perdere tempo, volevo invitare qui il pastore Juninho. Amém. Amém. Volevo invitare anche la Gabi oggi, no? Che ci farà da traduttrice. Il pastore Juninho è pastore lì a Portogallo, no? Noi ci conosciamo da poco, ma lo amiamo così, come se ci conoscessimo già da un sacco di tempo, no? E queste sono cose che noi non capiamo che fa il Signore, no? E gloria a Dio. Lui ha detto, il pastore James ha detto, guarda che il pastore Juninho sarà con noi questa domenica, vuoi che lui venga da te? Ho detto, ma sì, ma è ovvio che noi vogliamo. E lui è una benedizione, lui è stato lì con noi nella conferenza dell'anno scorso e noi siamo stati benedetti con quello che lui ha parlato attraverso la sua vita. Io so che oggi non sarà diverso, che lui è un uomo di Dio e sarà usato con autorità e potenza. Amen. Riceviamo il pastore Juninho con un applauso al nostro Dio potente, a lui che è degno di tutta la lode e tutta la gloria. Amém. Che estreia oggi come traduttrice, no? Sarà una benedizione. Amém, aleluia. Buongiorno a tutti. Ah, eu estou falando italiano já. Buongiorno. Falei certo, tradutora? Tudo bom? Pai, tudo bem? Glória a Deus. Bom dia a todos os irmãos. Buongiorno a tutti i fratelli, É muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. è molto bello essere qui con voi questa mattina. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Juninho. Per chi non mi conosce, sono pastore Juninho, Sou pastor, filho de pastores missionários. sono pastore, figlio di pastori e missionari. Moro em Portugal já há 25 anos. Vivo in Portogallo già da 25 anni. Morei também na Alemanha com os meus pais.
Ha vissuto anche in Germania con i miei genitori e tenho uma caminhada missionária por toda a minha vida, né? e ho una camminata missionaria per tutta la mia vita. Eu tenho 3 filhos, acho que eu tenho aqui a foto para mostrar para vocês, Ho 3 da minha figli família. e ho qui la foto da mostrarvi. Então essa aqui é a minha família, Questa è la mia famiglia: Priscila, João Lucas, Sara e o Theo. Priscilla, Gianluca, Sara e Teo. Pode ir passando aí. Deixa eu mostrar algumas fotos para vocês. Vi faccio vedere un po' di foto. Essa aqui é a foto da nossa igreja lá em Portugal. Questa è la nostra chiesa in Portogallo. Pode passar. Também a nossa igreja lá. Nesse exato momento nós estamos tendo, eu penso que agora começa o segundo culto do domingo. Nós temos 4 cultos no domingo lá. Então, 9 horas tem um culto, 10h30 tem outro, 17 horas tem outro culto. Aqui é nosso espaço. Pode passar. In questo Esqueci da tradução. In questo momento comincia il nostro secondo culto. Di solito la domenica ne abbiamo 4. Esse aqui é o Theo, Questo è Teo, 3 anos. di 3 anni. A Sara, Sara, 4. di 4. Pode passar. João Lucas, Gianluca, tem 7 anos. 7 anni. Essa é a Priscila, E questa è Priscilla, minha esposa. mia moglie. Eu sou feio, mas casei com mulher bonita. Sono brutto ma mi sono sposata con una bella donna. Aleluia. Alleluia. E aqui está aqui a minha riqueza, a minha herança. E questa è la mia ricchezza, la mia eredità. Amém. Glória a Deus. Gloria a Dio. Aleluia. Pastor Daniel, obrigado por estar com vocês aqui. Grazie Pastore Daniel per essere qui con voi. E se eu entendi o que você falou em italiano, eu confirmo, nós temos uma grande amizade. Ho capito quello che hai detto e lo confermo, abbiamo una grande amicizia. Nos conhecemos não há muito tempo, mas tenho um grande amor por vocês. Non ci conosciamo da molto tempo, però ho un grande amore per voi. A minha igreja, a minha casa está orando por vocês. La mia chiesa e la mia casa prega per voi. E eu quero lembrar o pastor e toda a igreja que Paulo nos ensina algo maravilhoso. E voglio ricordare il pastore e tutta la chiesa che Paolo ci insegna qualcosa di meraviglioso. Que diz que a nossa leve e momentânea tribulação E dice che la nostra lieve e momentanea tribolazione produz alguma coisa em nós. produce qualcosa in noi. Então, todo o tempo difícil que nós passamos, Quindi ogni tempo difficile che noi passiamo, por mais difícil ou mais pesado que a gente pensa ser, anche se tanto difficile, tanto pesante che possa essere, a Bíblia nos ensina que é leve e é momentâneo. la Bibbia ci insegna che è lieve e momentaneo. Eu quero te lembrar nessa manhã que aquilo que você está passando, Voglio ricordarti questa mattina che ciò per cui tu stai passando, por mais difícil que seja, anche se molto difficile, tem dia e hora marcada para terminar na sua vida. ha un giorno e un'ora esatta per finire. A nossa luta, o nosso luto, a nossa dor, La nostra lotta, il nostro dolore tem dia e hora marcada para terminar. ha un giorno e un orario esatto per finire. E eu quero te lembrar que esse momento difícil, E voglio ricordarti che questo a Bíblia momento fala que é difficile, leve e é momentâneo. la Bibbia dice che è lieve e Eu momentaneo. posso ouvir um amém onde você está nessa manhã? Amém? Aleluia. Neemias capítulo 2, versículo 17. Neemia capitolo 2 versetto 17. Não sei se você quiser ler já em italiano. Então, Neemias, no capítulo 2, versículo 17 até o versículo 20. Neemia 2 dal 17 al 20. Posso ler? Pode. Allora dissi loro: voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferii le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Ma quando Sanballat il Coronita e Tobia il servo ammonita e Gesem l'arabo lo seppero, si fecero beffe di noi. E ci disprezzarono dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora dissi loro: il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme. Amém? Irmãos, quando nós falamos de Neemias, Quando noi parliamo di Neemia, a primeira coisa que nós lembramos é de reconstrução de algo. la prima cosa di cui ci ricordiamo è la ricostruzione di qualcosa. A Bíblia nos diz que Neemias não era um sacerdote, La Bibbia ci dice che Neemia non era un sacerdote, Neemias não era um profeta, non un profeta, Neemias não era um líder civil, non era un leader civile, Neemias era um homem comum era un uomo comune que tinha um coração inclinado
che aveva un cuore inclinato ao Senhor. al Signore. Irmãos, quando nós olhamos para Neemias, Quando noi guardiamo Neemia, Neemias nos ensina Neemia ci insegna que com fé, che con fede, oração, cuore, dedicação, dedicazione, é sempre possível è sempre possibile superar desafios superare le sfide e realizar grandes obras no Senhor. e realizzare grandi opere nel Signore. Irmãos, a palavra de Deus La parola di Dio diz que Neemias nunca foi um construtor. dice che Neemia non è mai stato un costruttore. Nenhum texto na Bíblia diz que traz algum indício de que Neemias houvesse trabalhado em obras, em construção. Nessuna parola nella Bibbia dice che Neemia aveva lavorato in una costruzione. A Bíblia não fala que Neemias vem de uma família de construtores ou reconstrutores. Nella Bibbia non ci dice che Neemia viene da una famiglia di costruttori, Mas a Bíblia mostra que Neemias tinha o seu coração inclinado para a reconstrução. ma la Bibbia ci fa vedere che Neemia aveva un cuore inclinato per la costruzione. A palavra do Senhor diz que Neemias tinha um coração inclinado para alguma coisa. La Bibbia ci mostra che Neemia aveva un cuore inclinato verso qualcosa. Quando nós lemos Neemias capítulo 1, no versículo 4, Quando leggiamo Neemia nel capitolo 1, versetto 4, e Neemias recebe a notícia de como estava a sua cidade e o seu povo, e Neemia riceve la notizia di com'era il suo popolo e la sua città, o versículo 4 de Neemias capítulo 1 diz: nel versetto 4 la Bibbia ci dice: ao ouvir essas coisas, a sentire queste cose sentei-me e chorei. Me assentei e chorei. mi sono seduto e ho pianto. Passei dias lamentando, Ho passato giorni lamentandomi, jejuando digiunando e orando ao Deus de Israel. e pregando al Dio di Israele. Irmãos, quando nós falamos Fratelli, quando noi parliamo em obra, em construção ou reconstrução, in costruzione o ricostruzione, o entendimento que nós temos nessa manhã l'intendimento che abbiamo in questa mattina é que em Deus, è che in Dio a dimensão da nossa obra la dimensione della nostra opera não está ligada à força que nós temos. non è connessa alla forza che abbiamo. A dimensão da nossa obra La dimensione della nostra opera não está ligada ao dinheiro que nós temos, non è connessa ai soldi che abbiamo, mas na inclinação do nosso coração. ma nell'inclinazione del nostro cuore. Irmãos, eu quero que nessa manhã Fratelli, voglio che in questa mattina o Espírito Santo fale ao seu coração. lo Spirito Santo parli al vostro cuore. Eu sei que você está aqui nessa manhã So che tu sei qui questa mattina porque Deus te trouxe nesse lugar. perché Dio ti ha portato in questo luogo. Você não está nesse lugar porque faz parte dessa igreja, Non sei in questo luogo perché fai parte di questa chiesa, mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã ma Dio ti ha portato qui questa mattina para que todos nós que estamos aqui perché tutti noi che siamo qui venhamos entender capiamo que não é a nossa capacidade che non è la nostra capacità que determina che determina aquilo que nós iremos fazer, quello che andremo a fare, mas a inclinação do nosso coração. ma l'inclinazione del nostro cuore. Quando nós temos um coração inclinado para construir algo, Quando abbiamo un cuore inclinato a costruire qualcosa, quando nós temos um coração inclinado para começar alguma coisa no Senhor, quando abbiamo un cuore inclinato per cominciare qualcosa nell'opera del Signore, não importa nem a capacidade, nem a condição financeira que temos, non importa né la capacità né la condizione finanziaria che abbiamo, mas o tanto que o nosso coração está inclinado para essa coisa. ma il tanto che il nostro cuore è inclinato verso questa cosa. Irmãos, quando nós vamos para 1 Samuel, no capítulo 16, Quando leggiamo prima Samuele capitolo 16, e Samuel vai à casa de Jessé para ungir um novo rei. e Samuele va nella casa di Gessè per ungere il nuovo re, Irmãos, a primeira coisa, ou o primeiro filho de Jessé que Samuel vê é Eliabe. il primo figlio che Samuele vede è Eliab. E a palavra do Senhor diz que quando Samuel encontra com Eliabe, E la parola di Dio dice che quando Samuele incontra con Eliab, Samuel diz: eu tenho certeza que esse é o novo rei. Samuele dice: ho la certezza che questo è il nuovo re. Irmãos, o Senhor fala algo com Samuel. Il Signore dice qualcosa a Samuele. E a palavra que Deus leva para Samuel é: E la parola che Dio porta a Samuele è: não olhe para a sua aparência, non guardare la sua apparenza, não olhe para a sua altura, non guardare la sua altezza, porque eu o rejeitei. perché io l'ho rigettato. E o Senhor continua dizendo: Samuel, eu não vejo como você vê. Samuele, io non vedo come tu vedi. O Senhor não vê a aparência, Il Signore non guarda l'apparenza, mas o Senhor vê o coração. ma il Signore guarda il cuore. O Senhor olha para o coração. Il Signore guarda il cuore. Eu me lembro que quando eu era criança, Io ricordo che quando ero bambino eu sempre gostei muito de jogar futebol. mi è sempre piaciuto tanto giocare a calcio. E na minha escola, quando eu era criança, E nella mia scuola, quando ero bambino, sempre que nós íamos jogar futebol, sempre quando andavamo a giocare a calcio, separava sempre os dois melhores.
Prendevano sempre i due più bravi E os dois melhores iam escolher as duas equipes, os dois times. e i due più bravi sceglievano le squadre. Eu nunca era escolhido como os dois melhores. Io non ero mai scelto come fra i due migliori. Então os dois melhores ficavam na frente, Quindi i due migliori stavano o davanti, resto ficava para trás. gli altri stavano indietro E eles iam escolhendo quem eles queriam para os times deles. e sceglievano chi volevano per la propria squadra. Eu lembro que eu ficava naquela fila esperando ser escolhido. Ricordo che stavo in quella fila aspettando di essere scelto E o primeiro chamava, eu quero esse. e il primo sceglieva: io voglio questo, E eu quero aquele outro. io voglio E eu quell'altro, ficava esperando a minha vez. Quando é que vão e me io chamar? aspettavo la mia volta. Irmãos, e aquela fila ia diminuindo. E quella fila diminuiva E ninguém me chamava. e nessuno mi chiamava. E eu ficava esperando quando é que vão me chamar para jogar aí na equipe, no time. E io aspettavo: ma quando è che mi chiameranno per giocare nella squadra? Irmãos, e eu lembro que sempre ficava eu e mais um para ser escolhido no final. E io ricordo che rimanevamo sempre io e un altro. E o mais cruel E quello più cattivo é que sempre o mais um ia na minha frente. è sempre che sceglievano prima l'altro. E eu lembro que eles falavam assim: ah, vai, Juninho, pode vir no meu time mesmo, vai. E loro dicevano: vabbè, vieni nella mia squadra. Não tem o que fazer. Non possiamo farci niente. Irmãos, se nós estivéssemos diante de uma fila de reconstrutores, Se fossimo davanti ad una fila di ricostruttori, se tivesse alguém escolhendo alguma pessoa, alguma empresa para levantar os muros de Jerusalém, se ci fosse qualche impresa per scegliere qualcuno per alzare le mura di Gerusalemme, talvez Neemias seria o último a ser escolhido. forse Neemia sarebbe stato l'ultimo ad essere scelto. Irmãos, se fosse pela profissão de Neemias, Se fosse per la professione di Neemia, talvez ele nunca tivesse sido escolhido para aquela obra. forse non sarebbe mai stato scelto per Se quell'opera. fosse por causa das habilidades de Neemias, Se fosse stato per le abilità di Neemia, talvez Neemias seria o último a ser escolhido para fazer aquela obra. forse Neemia sarebbe stato l'ultimo ad essere scelto per quella costruzione. Mas eu quero te lembrar nessa manhã Ma voglio ricordarti questa que o mattina Deus que nós servimos, che il Dio che noi serviamo ele não trabalha como o homem trabalha, non lavora come l'uomo lavora, ele não vê como o homem vê, non vede come l'uomo vede, mas o Senhor está procurando corações inclinados para a obra. ma cerca cuori inclinati per O l'opera. Senhor está procurando corações inclinados para a sua obra. Sta cercando cuori inclinati verso la sua opera. É por isso que em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, È per questo che in Proverbi capitolo 4 versetto 23 diz acima de tudo, dice oltre a tutto guarde o seu coração, accudisci il tuo cuore, pois dele depende toda a sua vida. perché di lui dipende tutta la tua vita. Posso ouvir um amém? Posso sentire un amen? Vocês estão comigo? Siete con me? Todo mundo tomou um cappuccino hoje já? Avete già preso il cappuccino Um stamattina? café, Un caffè? um suco, Un succo? qualquer coisa, tá tudo ok? Qualsiasi cosa. Irmãos, a tua inclinação determina a tua dimensão. La tua inclinazione determina la tua E dimensione. a primeira coisa que eu quero falar com você, La prima cosa che voglio dire a te, nós precisamos noi abbiamo ter bisogno coração avere un cuore inclinado para Deus. inclinato verso Dio. Diga, nós precisamos Dillo con me, noi abbiamo bisogno ter coração di avere un cuore inclinado para Deus. inclinato verso Dio. O texto diz Il testo dice que Neemias, che Neemia, quando ele ouve a situação do seu povo, quando sente la situazione del suo popolo, diz que ele se sentou, dice che lui si è seduto, chorou, ha pianto, passou dias lamentando, ha passato giorni lamentandosi, mas ele não ficou apenas se lamentando, ele passou dias jejuando ma non ha passato solamente giorni lamentandosi, ma anche digiunando e orando e a pregando Deus. a Dio. Irmãos, quando a tragédia chega até Neemias, Quando la tragedia arriva a Neemia, quando a notícia trágica chega para Neemias, quando la tragedia, la notizia tragica arriva a Neemia, a sua primeira atitude foi sentar e chorar. la sua prima attitudine è stata sedersi e piangere. Mas Neemias não ficou apenas sentado chorando. Ma non è rimasto seduto a piangere, Mas Neemias agora começa a jejuar e a orar. ma adesso comincia anche a digiunare e a pregare. Irmãos, Neemias não tem no seu coração apenas coração para reclamar ou para se lamentar. Neemia non ha solamente un cuore che si lamenta, Mas Neemias tinha consciência ma la coscienza de que aquele momento difícil di che quel momento difficile era momento para que ele se levantasse no Senhor. è il momento in cui lui si alzasse nel Signore. Irmãos, eu quero que você entenda nessa manhã. Voglio che tu capisca in questa mattina, Toda grande obra
Tutte le grandi opere começa com o coração inclinado. cominciano con un cuore inclinato. Toda grande obra Tutte le grandi opere começa cominciano com o coração con un cuore inclinado a Deus. inclinato a Dio. Quando você olha para a história dessa igreja aqui na Itália, Quando tu guardi la storia in questa chiesa qui in Italia, eu tenho certeza que vocês não começaram aqui nesse lugar. sono sicuro che non avete cominciato qui in questo Eu tenho luogo. certeza que vocês não começaram com esse número de pessoas que estão aqui. Non avete cominciato con il numero di persone che sono qui oggi. Mas eu tenho convicção, Ma sono convinto, mesmo não conhecendo a história dessa igreja, anche se non conosco la storia di questa chiesa, de que o início dessa obra che l'inizio di quest'opera começou com corações inclinados, è cominciato con dei cuori inclinati, pessoas com o coração inclinado a Deus, persone con cuori inclinati a Dio, para que hoje você estivesse vivendo isso daqui. affinché oggi tu vivessi questo qui. Provérbios no capítulo 3 Proverbi capitolo 3, e no versículo 5 versetto 5, fala: confia no Senhor. dice confida nel Signore. E agora vem confiar no Senhor como? Come confidare nel De Signore? todo o coração. Con tutto il tuo cuore, Diga: de todo o coração. con tutto il tuo cuore. Irmãos, aquilo que nós cremos Quello in cui noi crediamo é mais poderoso do que a capacidade que nós temos, è più potente delle nostre capacità, ou os recursos que nós temos. dei ricorsi che abbiamo. A nossa fé é mais poderosa do que os recursos que nós temos. La nostra fede è più potente dei nostri ricorsi. Aquilo que nós cremos é mais poderoso do que aquilo que nós estamos vendo. Quello in cui crediamo è più potente di ciò che vediamo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, In 2 Corinzi capitolo 5 versetto 7 diz que nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. dice che noi viviamo per fede e non per ciò che vediamo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Quando guardiamo la parola di Dio, nós podemos ver alguns milagres de Jesus. possiamo vedere alcuni miracoli di Dio. Nós podemos encontrar isso nos milagres de Jesus. Possiamo incontrare questo nei miracoli di Dio. Quando você vai para Mateus, no capítulo 9, Quando leggi Matteo capitolo 9, versículo 27, versetto 27, diz: depois que Jesus saiu dali, dice Gesù, dopo quando è uscito da lì, 2 cegos foram atrás de Jesus. sono andati dietro a Gesù E eles gritavam: e gridavano: Filho de Davi, Figlio di Davide, tenha misericórdia de nós. abbi misericordia di noi. E quando Jesus entrou em casa, E quando Gesù è entrato in casa, os cegos se aproximaram. Os i cegos se ciechi si aproximaram. approssimavano E ele lhes perguntou, e lui gli ha chiesto, e essa pergunta é muito importante: e questa domanda è molto importante: vocês creem que eu posso fazê-los ver? voi credete che io posso farvi vedere? Sim, Senhor, Sì, Signore, responderam os cegos. hanno risposto i ciechi. E o texto diz que Jesus tocou os dois. E la Bibbia dice che Gesù ha toccato i due. E a palavra que Jesus fala para eles: E la parola che Gesù gli dice seja feito sia fatta, conforme sì, a sua fé. sia fatta come la tua fede. Irmãos, a palavra do Senhor diz La parola di Dio dice que Jesus olha para 2 homens che Gesù guarda 2 uomini cegos. ciechi, E eu consigo entender através da palavra do Senhor e riesco a capire tramite la parola di Dio que o milagre não aconteceu porque Jesus simplesmente disse: vai acontecer. che il miracolo non è successo semplicemente perché Gesù ha detto che sarebbe successo. O milagre não aconteceu porque Jesus fez uma oração poderosíssima naquela hora. Il miracolo non è successo solamente per la preghiera potente di Gesù. O milagre acontece Il miracolo succede porque havia fé no coração de 2 homens. perché c'era fede nel cuore di quei 2 O coração uomini. daqueles homens estavam inclinados a Jesus. Il cuore di quegli uomini era inclinato verso Gesù. Seja feito Sia fatta conforme a Come? sua fé. la tua fede. Irmãos, nós também podemos olhar lá em Mateus no capítulo 8, Possiamo guardare là in Matteo in capitolo 8, quando Jesus chega a Cafarnaum. quando Gesù arriva a E Cafarnaum aparece ali um oficial romano pedindo para que o Senhor cure o seu servo que está em casa. e appare un servo romano chiedendo che Gesù curi i suoi servi a casa. E Jesus olha para aquele homem e fala: ok, eu vou lá na sua casa para curar o seu servo. E Gesù lo guarda e gli dice: ok, vado a casa tua a guarire i tuoi servi. E aquele oficial romano fala: não, Jesus, eu não sou digno de que você entre na minha casa. E il servo dice: no, Gesù, io non sono degno che tu entri in casa E mia. aquele homem agora olha para Jesus E quell'uomo guarda Gesù e ele diz: basta uma palavra. e gli dice: basta una parola. Eu não preciso que o Senhor vá até a minha casa. Non c'è il bisogno che tu venga fino a casa mia. Eu não preciso que o Senhor vá até onde o meu servo está.
Non c'è bisogno che tu vada fino a dove il servo si Eu só trova. preciso que o Senhor libere uma palavra. Ha solo bisogno che tu dica una parola. Eu só preciso que o Senhor libere uma palavra sobre a minha casa. Ho bisogno solo che tu liberi una parola sulla mia casa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus olha para aquele homem. La Bibbia dice che Gesù guarda quell'uomo E mais uma vez o Senhor diz: e ancora una volta Gesù dice: assim como você creu, così come tu credi, será feito sarà fatta conforme a sua fé. conforme la tua fede. A palavra do Senhor não mostra que grandes milagres acontecem de acordo com a nossa capacidade. La Bibbia ci mostra che grandi miracoli non succedono per le nostre capacità. A palavra de Deus nos mostra que grandes milagres não acontecem de acordo com a capacidade financeira de um povo. La parola non ci mostra che i grandi miracoli succedono secondo le nostre capacità economiche, Mas conforme a inclinação do coração, ma secondo l'inclinazione del cuore, conforme a fé no Senhor. secondo la fede nel Signore. Irmãos, todas as vezes que nós falamos de obras naturais, Molte volte parliamo di opere naturali, nós falamos de recursos naturais. parliamo di ricorsi naturali, Mas todas as vezes que nós nos movemos em obras sobrenaturais, ma quando nos movemos em obras sobrenaturais, quando ci muoviamo in opere soprannaturali, os recursos naturais não servem para essa obra. i ricorsi naturali non servono a queste opere. Se eu perguntar para vocês alguns desafios que vocês têm, Se chiedo a te qualche sfida che trovi, vocês vão me responder: pastor, nós precisamos comprar alguma coisa. pastore, abbiamo bisogno di comprare qualcosa. Então, se você juntar os irmãos e se vocês fizerem uma oferta, vocês vão comprar essa coisa. Quindi se mettete insieme dei soldi e fate un'offerta, riuscite a comprare questa cosa. Se vocês olharem, pastor, nós queremos pintar essa igreja de novo. Pastore, noi vogliamo pitturare la chiesa di nuovo. Se você juntar alguns irmãos Se metti insieme alcuni e fratelli vocês levantarem uma oferta para comprar tinta e fate un'offerta per comprare la pittura, e vocês se unirem em comunidade, vocês vão pintar essa igreja. e come comunità riuscirete a pitturare la chiesa. Então, todas as vezes que nós olhamos para obras naturais, Quindi ogni volta che noi guardiamo opere naturali, nós podemos nos mover com recursos naturais. possiamo muoverci con ricorsi naturali. Mas todas as vezes Ma tutte le volte que nós estamos diante de desafios sobrenaturais, che siamo davanti a sfide soprannaturali, os recursos naturais não servem para mais nada. i ricorsi naturali non servono più a niente. Se eu perguntar para você hoje, qual é o grande desafio da igreja de vocês? Se ti chiedo oggi qual è la grande sfida della chiesa oggi, E o grande desafio da igreja de vocês e la grande sfida della chiesa, della vostra chiesa, não estiver no controle das mãos de vocês, non è nel controllo delle vostre mani, significa que vocês estão entrando numa esfera sobrenatural. significa che siete in una sfera soprannaturale. Irmãos, entenda isso nessa manhã. E capisci questo in questa mattina? Deus não tem dado um espírito de temor para a sua igreja. Dio non ha dato uno spirito di timore per la tua O Senhor chiesa, tem dado um espírito de coragem. ma vi ha dato uno spirito di coraggio. O Senhor está levantando uma igreja corajosa aqui nesse lugar. Il Signore sta alzando una chiesa coraggiosa in questo Mas luogo. uma igreja corajosa Ma una chiesa coraggiosa precisa entender deve capire que muitas vezes che molte nós volte estaremos diante de desafios sobrenaturais. ci troveremo davanti a sfide soprannaturali. Então, desafios sobrenaturais Quindi sfide soprannaturali nós vencemos com recursos sobrenaturais. le vinciamo con risorse soprannaturali. Irmãos, Neemias tinha uma grande obra a ser feita. Nemia doveva fare una grande opera. Eu quero te lembrar nessa manhã que nós, como a igreja em Veneza, Voglio ricordarti questa mattina che noi come chiesa in Venezia nós temos uma grande obra a se fazer nesse lugar. abbiamo una grande opera da essere fatta in questo Nós luogo. estamos lidando com coisas grandes. Abbiamo a che fare con cose grandi. Nós estamos lidando com obras que transcendem aquilo que nós temos. Abbiamo a che fare con opere che trascendono quello in cui noi crediamo. Nós estamos lidando com projetos que Deus colocou no nosso coração que vai além dos recursos que nós temos. Abbiamo a che fare con opere che... Perdão, mi perdi. Nós estamos trabalhando com a obra, uma obra que vai além do recurso que nós temos, com o dinheiro que nós temos. Abbiamo a che fare con opere che vanno al di là delle risorse finanziarie che abbiamo. E se uma igreja está posicionada em fazer uma grande obra, E se una chiesa è posizionata a fare una grande opera e essa obra não será feita com os recursos que vocês têm no caixa, e questa opera non sarà fatta con le risorse che voi avete, essa obra não será feita com o número de pessoas que você tem,
Quest'opera non sarà fatta con il numero di persone che avete. Se você está diante de um grande projeto, Se sei davanti ad un grande e progetto, para que esse projeto aconteça aqui em Veneza, affinché questo progetto succeda qui a Venezia, vocês precisam de muito mais dinheiro, avete bisogno di molti più soldi, de muito mais recurso, di molte più risorse, de muito mais pessoas. di molte più persone. Isso significa Questo significa que essa obra transcende a sua força, che quest'opera trascende le vostre que essa forze, obra vai além daquilo que vocês têm. che quest'opera va oltre le cose che E se avete. essa obra transcende aquilo que vocês têm, E se quest'opera va oltre quello che voi avete, essa obra ela é de Deus. quest'opera è di Dio. É o Senhor que colocou no coração de vocês. È ciò che Dio ha messo nel vostro E a cuore. única coisa que Deus precisa nessa manhã E l'unica cosa di cui Dio ha bisogno questa é de mattina corações inclinados para essa obra. è di cuori inclinati per quest'opera. Corações inclinados para essa obra. Cuori inclinati per quest'opera. Irmãos, nós estamos lidando com as coisas de Deus. Abbiamo a che fare con le cose di Dio. O diabo vai sempre querer atacar aquilo que é bom na igreja. Il diavolo sempre vorrà attaccare quello che c'è di buono nella Chiesa. Satanás está sempre tentando atacar o serviço da igreja, Satana cerca sempre di attaccare il servizio della Chiesa, a generosidade nos dízimos e nas ofertas. la generosità nelle decime e nelle offerte. Satanás vai estar sempre tentando atacar na comunhão entre os irmãos. Satana cercherà sempre di attaccare la comunione fra i fratelli. Irmãos, por isso o convite nessa manhã Per questo vi invito questa mattina é para que o teu coração è che il vostro cuore esteja inclinado sia inclinato para as coisas de Deus, alle cose di Dio, para que o teu coração che il tuo cuore esteja inclinado sia inclinato para a obra do Senhor. per le opere del Signore. A tua inclinação La tua inclinazione determina determina a tua dimensão. la tua E dimensione. a primeira coisa, La prima cosa, precisamos ter um coração abbiamo bisogno di un cuore inclinado inclinato para Deus. per Dio, Inclinado para Deus. inclinato a Dio. Aqui em Veneza eu sei que não é assim que funciona, Qui a Venezia so che non funziona così, mas lá em Faro, ma là, na minha cidade, nella mia città, lá em Portugal, in Portogallo, a nossa igreja sede tem cerca de 500 pessoas. la nostra chiesa principale ha più o meno quante? 500 pessoas. 500 persone. E normalmente, E normalmente, sempre que nós fazemos alguma coisa, ogni volta che noi facciamo qualcosa, quase sempre quasi sempre, são as mesmas pessoas que trabalham. sono le stesse persone che lavorano. Aqui não, eu sei que todo mundo trabalha aqui. E so che qui tutti lavorano. Amém? Amen? Eu senti um pouco de fraqueza nesse amém. Ho sentito un po' di debolezza in questo amen. Quando nós fazemos alguma coisa na nossa igreja, evangelismo, é quase sempre as mesmas pessoas. Quando facciamo qualcosa nella chiesa come l'evangelismo sono sempre le stesse persone. Vamos construir alguma coisa, quase sempre as mesmas pessoas. Andiamo a costruire qualcosa, sono sempre le stesse persone. Sabe, irmãos, a igreja ela é dividida em dois grupos de pessoas. Sapete, fratelli, la chiesa è divisa in due gruppi di fratelli, As di pessoas que têm um persone. coração inclinado para a obra Le persone che hanno il cuore inclinato per le opere e as pessoas que não têm um coração inclinado. e le persone che non hanno il cuore inclinato. Irmãos, quando nós olhamos para Pedro andando sobre as águas, Quando noi guardiamo Pietro camminare sulle acque, eu começo a imaginar os discípulos contando aquela história. comincio ad immaginare i discepoli che raccontano quella storia. Imagina Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Immaginati Pietro esce dalla barca e comincia a camminare sulle acque, Ah, mas Pedro afundou. Pedro afundou. ma Pietro è affondato. Não, você tem que fazer que nem eu. Ah, Pedro afundou. Pietro è affondato. Ah, é! Vamos dar um aplauso aqui para nossa tradutora. Mas Pedro andou sobre as águas. Ma Pietro è camminato sulle acque. Agora imagina o culto seguinte. Adesso immaginati il culto seguente. Os discípulos contando o testemunho de Pedro. I discepoli che raccontavano la testimonianza di Pedro. Diz assim, irmão, Di você Pietro. sabe o que aconteceu na noite passada? Sai cosa è successo la notte anteriore? Pedro saiu do barco, Pietro è uscito dalla barca, movido pelo poder de Deus. mosso dal potere di Dio, Que a gente sempre conta testemunho dando empolgação, não é verdade? che incontriamo sempre le testimonianze dove ci mettono dell'enfasi. E Pedro andou sobre as águas. E Pietro ha camminato sulle acque. Agora imagina a igreja toda falando em línguas e dando glória a Deus. Adesso immaginati tutta la chiesa parlando in lingue e dando gloria a Dio. E os discípulos contando, eu vi, E i discepoli che raccontavano, io l'ho visto. eu estava ali, eu vi Pedro andando sobre as águas. Io ero lì, ho visto Pietro che camminava
camminava sulle acque. Agora imagine eles contando esse testemunho. Adesso immaginati che raccontano questa E Pedro testimonianza. ali na igreja fazendo alguma coisa. E Pietro lì in chiesa che fa qualcosa. E de repente Pedro escuta, eu vi. E dal nulla si sente, io ho visto. Irmãos, Fratelli, se eu fosse Pedro, se io fossi eu Pietro, ia pedir a oportunidade naquela hora. io avrei chiesto un'opportunità in quel Ia momento. pegar o microfone Avrei preso il microfono e eu ia falar assim, você viu? e avrei detto così, tu hai visto? Porque você não quis sair do barco. Perché tu non hai voluto uscire Porque se dalla tivesse barca. saído do barco, Perché se fossi uscito dalla barca, tinha andado também. anche tu avresti camminato. Você sabe por que Pedro andou? Sai perché Pietro ha camminato? Porque Pedro saiu da zona de conforto. Perché Pietro è uscito dalla zona di comfort. Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Sai perché Pietro ha camminato sulle Porque acque? ele se dispôs a sair do barco. Perché si è messo a disposizione di uscire dalla barca. Irmãos, eu quero te dizer nessa manhã Fratelli, voglio dirvi questa que mattina você tem duas escolhas. che hai due scelte. Você pode ser participante daquilo que está acontecendo aqui em Veneza, Puoi partecipare di ciò che sta succedendo qui a ou Venezia, você pode ser apenas um observador daquilo que Deus está fazendo. o puoi essere solamente un osservatore di ciò che Dio sta facendo. O convite de Deus aqui nessa manhã para você L'invito di Dio questa mattina è per te. é no nome de Jesus. È nel nome di Gesù. Saia do barco, Esci dalla barca. ande sobre as águas, Cammina sulle acque. seja participante Fai parte daquilo que está dell'opera di Dio. acontecendo em Veneza. Di ciò che sta succedendo a Venezia. Seja participante Fai parte daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. di ciò che Dio sta facendo in questa mattina. Perché in un questo dia luogo. Perché un giorno Vão falar do avivamento de Veneza. parleranno dell'avvivamento di E Venezia. eu quero dizer para você E voglio dirti que você pode ser participante desse avivamento. che puoi fare parte di questo avvivamento. Você pode ser uma das pessoas que foi participante do avivamento nesse local. Puoi essere uno dei partecipanti dell'avvivamento di questo luogo. E como é que você pode ser participante? E come puoi partecipare? Diversas maneiras. In diversi modi. Trabalhando no louvor, Lavorando nella lode, fazendo tradução, traducendo, chegando mais cedo, arrivando prima, arrumando cadeiras, sistemando le sedie, trabalhando no som, lavorando nel suono trabalhando na letra, e lavorando nei testi, fazendo fotografia, facendo foto, conteúdo para rede social. contenuti nei social Você media, pode varrer um chão, spazzando per terra, você pode levantar uma oferta, dando un'offerta, você pode dar um abraço em alguma pessoa. dando un abbraccio a qualcuno. Irmãos, eu não sei como, Io non so come, mas você pode ser um participante desse grande avivamento. ma puoi essere un partecipante di questo grande avvivamento. Basta ter um coração inclinado para as coisas de Deus. Basta avere un cuore inclinato per le cose di Dio. Neemias olha para aquela situação. Nemia guarda quella situazione. Neemias poderia falar muito bem: eu estou bem, Nemia potrebbe aver detto: io sto bene, eu venci na vida, io ho già vinto nella eu vita, como, eu durmo bem, eu estou no lugar seguro. io mangio, vivo bene, sono in un luogo sicuro. Mas o coração inclinado de Neemias, Ma un cuore inclinato di Nemia, ele fala: eu preciso me mover de alguma maneira, io ho bisogno di fare qualcosa, eu preciso fazer alguma coisa. devo fare qualcosa. Tem um povo que está sofrendo, C'è un popolo che sta soffrendo, tem um povo que está destruído. un popolo che è distrutto. Eu não posso ficar aonde eu estou. Non posso stare dove sono, Eu preciso me mover. devo muovermi, Eu preciso devo reconstruir. ricostruire. Ah, mas a reconstrução não faz parte dos talentos que eu tenho. Ah, ma la ricostruzione non fa parte dei miei talenti. Pelo amor de Deus, irmãos. Per l'amor di Dio, fratelli, Uma das coisas mais nojentas no meio eclesiástico una delle cose più schifose nell'ambiente ecclesiastico se chama posição. si chiama posizione. Eu quero te falar nessa manhã. Voglio dirti questa mattina, Não ame a sua posição. non amare la tua posizione, Ame a sua missão. ama la tua missione. Você pode estar tocando bateria aqui hoje, Puoi suonare la batteria qui mas se for oggi, preciso ficar na porta recebendo pessoas, fique na porta recebendo ma pessoas. se c'è bisogno di qualcuno a ricevere le persone alla porta, stai nella porta. Você pode ser o guitarrista da igreja hoje, irmão. Puoi essere il chitarrista della chiesa oggi, Mas se for preciso ser zelador da igreja, se torne zelador da igreja. ma se c'è bisogno di qualcuno per accudire la É chiesa, a accudisci la missão chiesa. que nós temos. È la missione che abbiamo. Nós precisamos ter um coração inclinado para a missão, Dobbiamo avere un cuore inclinato per la missione, não para a posição. non per la posizione. A nossa cidade é uma cidade pequena, La nostra città è piccola, então muita gente passa na nossa igreja. quindi molte persone visitano la nostra chiesa. Então todos os irmãos que cantam ou que tocam na igreja, Quindi tutti i fratelli che suonano, cantano nella nostra chiesa eles são um pouco conhecidos na cidade. sono un po' conosciuti nella città. Então eles estão andando no centro comercial,
Quindi camminano nel centro E commerciale. algumas pessoas falam, você que canta lá na igreja? Ah, ma sei tu che canti nella chiesa? E ele, sim, sou eu que canto lá na minha E loro, igreja. sì, sono io che canto nella chiesa. É muito normal você estar andando na rua e as pessoas te reconhecerem por causa da igreja. È molto normale camminare per strada e le persone ti riconoscano per la città. Mas sabe uma coisa que eu amo na nossa igreja? Una cosa che amo nella nostra chiesa É que num domingo eu tenho lá um irmão que está ministrando louvor na frente da igreja. è che nella domenica c'è un fratello là che sta ministrando la lode nella chiesa E no outro domingo ele está na porta recebendo pessoas. e la domenica dopo è nella porta che riceve le persone che arrivano. O que me fascina na nossa igreja hoje Ciò che mi affascina nella mia chiesa oggi é chegar e olhar os irmãos que estão trabalhando no estacionamento da igreja. è arrivare e vedere i fratelli che lavorano nel parcheggio della chiesa, Às vezes no frio, às vezes na chuva. a volte in mezzo al freddo e alla pioggia, Com o coração alegre, está fazendo alguma coisa para Deus. con un cuore felice di fare qualcosa per Dio, Com o coração feliz, dando risada uns para os outros. con un cuore felice che sorridono all'uno e all'altro, Porque a nossa posição perché la nostra posizione não pode mexer com o nosso coração. non può cambiare il nostro cuore, Mas a nossa missão ma la nostra missione faz com que o nosso coração fa con che il nostro cuore esteja feliz em Deus. sia felice in Dio. Então nós precisamos ter um coração inclinado para Deus. Quindi abbiamo bisogno di avere un cuore inclinato per Mas nós Dio. também precisamos ter um coração, nós precisamos também entender Dobbiamo anche capire que corações inclinados para Deus che cuori inclinati a Dio se tornam um magnético para a mobilização. diventano un magnete per la mobilizzazione. Se torna um imã, sabe o que é um imã? Algo que Sim. atrai. Sì, un qualcosa che attrae, O quindi sì, un versículo magnete. 17 de Neemias, capítulo 2. Versetto 17 di Neemia, capitolo 2. Neemias diz assim, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Neemia dice: venite, ricostruiamo il muro di Gerusalemme. Neemias não chega dizendo assim, eu vim e eu vou reconstruir. Neemia non dice io sono venuto e ricostruirò io. Neemias fala no plural, venham e vamos reconstruir. Parla al plurale, dice venite, ricostruiamo. Sabe, eu quero dizer para você nessa manhã Voglio dirti questa mattina que a mobilização de um povo che la mobilizzazione di un popolo não vem do marketing que a igreja faz, non viene do marketing. dal marketing che la Chiesa fa. A mobilização de um povo, de uma igreja, La mobilizzazione di un popolo, di una não Chiesa, vem das mídias sociais, das redes sociais, non viene dai social media, mas a mobilização de um povo ma la mobilizzazione di un popolo acontece succede quando as pessoas olham para nós, quando le persone ci guardano, quando as pessoas olham para o nosso coração quando guardano il nostro cuore e elas encontram paixão naquilo que nós estamos e fazendo. incontrano passione in ciò che Elas noi stiamo encontram facendo paixão no nosso coração. e incontrano passione nel nostro cuore. Irmãos, quando você olha para uma igreja, seja onde for, Quando guardate una chiesa da qualsiasi parte, e eu falo da minha igreja como exemplo, e parlo della mia chiesa come esempio, se algum ministério da minha igreja está faltando gente, se manca gente in qualcuno dei ministeri, é porque naquele ministério está faltando gente com paixão. è perché in quel ministero manca gente con passione, Gente com paixão. gente con passione, Gente apaixonada. gente innamorata. Eu sempre trabalhei com louvor minha vida toda. Ho sempre lavorato nella lode tutta la mia vita E o Ministério do Louvor não é só a apresentação que eles fazem. e il ministero di lode non è solamente la presentazione che fanno, O Ministério do Louvor precisa ensaiar, hai bisogno di fare le prove ouvir músicas novas, e ascoltare nuove canzoni, tirar as músicas novas. imparare le nuove canzoni, No caso de vocês, traduzir para o italiano as músicas novas. nel vostro caso tradurre le nuove canzoni. É uma função, é um trabalho. È un lavoro, É muita coisa que tem que fazer. ci sono tante cose da fare. Irmãos, não tem nada pior do que trabalhar num grupo Non c'è niente di peggio che lavorare in un gruppo com gente que não é apaixonada. con gente che non è innamorata. Uma música nova. Ah, una canzone nuova. Tem que fazer a tradução. No, la devo tradurre. E é horrível. È orribile. Vamos fazer um treinamento de mídia aqui na igreja. E faremo un training di media qui in chiesa. Mas ninguém quer participar. Ma nessuno vuole partecipare. Mas ninguém vai. Ah, ma nessuno viene. É desesperador. È Dá um desespero, dá um medo, dá uma raiva. oh mio Dio, perdi agora. Nós precisamos ter um coração inclinado para Deus, Dobbiamo avere un cuore inclinato per Dio, apaixonado para Deus. innamorato per Dio. As pessoas precisam ver a paixão que nós temos no coração. Le persone devono vedere l'amore che abbiamo nel nostro cuore. O meu filho tem 7 anos de idade. Mio figlio ha 7 anni.
todos os seus professores até hoje tutti i suoi insegnanti fino ad oggi já foram para a igreja, sono già andati in chiesa porque o João Lucas convidou. perché Gianluca li ha invitati. No último batismo eu batizei um casal, Nell'ultimo battesimo ho battezzato una coppia, que o casal foi para a igreja, la coppia è andata in chiesa porque a filha desse casal estudava com o João Lucas. perché la figlia di questa coppia andava a scuola con Gianluca E o meu filho insistiu tanto para essa menina ir para a igreja, e mio figlio ha insistito talmente tanto affinché questa ragazza andasse in chiesa que essa menina falou tanto da igreja na sua casa, che questa ragazza ha parlato così tanto della chiesa a casa que sua os seus pais foram obrigados a ir à igreja para levar ela. che i suoi genitori sono stati obbligati ad andare in chiesa per portarla. Sabe qual é o resultado disso? Sai qual è stato il Sabe risultato? qual é o resultado de um menino de 7 anos de idade apaixonado pela igreja? Sai qual è il risultato di un bambino di 7 anni che è appassionato per la chiesa? Domingo passado eu batizei o pai e a mãe dessa menina na nossa igreja. Domenica scorsa ho battezzato la madre e il padre di questa ragazza Porque um menino de 7 anos de idade perché un ragazzo di 7 anni d'età era apaixonado pelas coisas de Deus. era innamorato delle cose di Dio, É apaixonado pela igreja. è innamorato per la chiesa. Você quer ver as pessoas trabalhando na igreja? Vuoi vedere le persone lavorare in chiesa? Você quer ver o seu ministério crescendo na igreja? Vuoi vedere il tuo ministero che cresce in Tenha um chiesa? coração apaixonado por aquilo que você faz. Abbi un cuore innamorato per ciò che fai. Irmãos, algo que eu tenho feito lá na minha igreja. Algo que eu tenho feito na minha igreja. Una cosa che ho fatto nella mia chiesa, Porque nós passamos os mesmos problemas. perché abbiamo gli stessi problemi. Eu tenho viajado diversas nações no mundo todo. Ho viaggiato per diversi paesi in tutto il mondo. Estive há algum tempo nos Estados Unidos e as mesmas coisas que eu passo em Portugal, eles passam nos Estados Unidos. Sono stato negli Stati Uniti e gli stessi problemi che hanno loro abbiamo anche noi in Portogallo. Os mesmos problemas que eu passo na minha igreja, eu sei que vocês passam aqui também. Gli stessi problemi che ho nella mia chiesa so che li avete anche voi qui. Então aquilo que eu vou falar agora, eu não estou ofendendo vocês, mas estou falando da minha igreja. Quindi ciò che dirò adesso non sto offendendo voi, però sto parlando della mia chiesa. Todas as vezes que alguém chega para falar comigo ou com alguém dizendo assim, ó, eu quero entregar o meu ministério, Tutte le volte che qualcuno arriva e dice guarda voglio lasciare il mio ministero eu sempre falo assim, ó, conversa com Deus porque foi Ele quem te deu, não fui eu. e parla con Dio perché è stato Lui a dartelo, non io. E a segunda coisa que eu tenho entendido muito forte no meu coração E la seconda cosa che ho sentito molto forte nel mio cuore é que o Deus que nós servimos è che il Dio che noi serviamo é o Deus da provisão. è un Dio di provvisione. Quando nós falamos de provisão, nós lembramos sempre de dinheiro. Quando noi parliamo di provvidenza parliamo sempre di soldi. Mas eu quero lembrar vocês, pastores e líderes, e todos vocês que estão aqui, Ma voglio ricordare ai pastori, leader e tutti quelli che sono qui, que quando nós falamos de provisão, quando parliamo di provvidenza nós precisamos entender dobbiamo capire que a obra de Deus nunca para che l'opera di Dio non si ferma mai, pela falta de alguém para trabalhar no som. perché manca qualcuno a lavorare nel A obra suono. de Deus nunca para pela falta de algum músico. L'opera di Dio non si ferma perché manca A obra de qualche Deus nunca para strumentista. pela falta de algum cantor. L'opera di Dio non si ferma perché manca qualcuno a cantare. Deus sempre vai prover alguém para fazer a sua obra. Dio sempre provvederà qualcuno per fare la sua opera. Deus sempre vai colocar um apaixonado no lugar de alguém frio. Dio sempre metterà qualcuno che è innamorato e ha passione nel posto di qualcuno A che è freddo. igreja de Cristo nunca vai ser refém de mão de obra nenhuma. La Chiesa di Cristo non sarà mai Refém ostaggio da mão de obra de qualquer pessoa. delle mani di opere di qualsiasi persona. Deus sempre vai levantar pessoas apaixonadas. Dio alzerà sempre persone innamorate. Esses dias eu estava em casa. Questi giorni ero a casa, A minha esposa queria saber se alguém estava lá na nossa igreja. mia moglie voleva sapere se c'era qualcuno nella nostra chiesa E eu abri, a nossa igreja tem muitas câmeras de segurança em toda a igreja. e la nostra chiesa ha molte telecamere di sicurezza in tutta la chiesa. E eu queria saber se essa pessoa abriu uma câmera de segurança. E volevo sapere se c'era questa persona e ho guardato una telecamera di sicurezza. E era aproximadamente 4h30 da tarde. Erano più o meno le 4:30 del pomeriggio E quando eu abro a câmera de segurança, e quando guardo la telecamera eu me deparo com uma das imagens que marcou a minha vida. e guardo delle immagini che hanno segnato la mia vita. Eu estava olhando aquela câmera de segurança Guardavo il video della telecamera e uma jovem de 12 anos de idade, e una ragazza giovane di 12 anni, nós chamamos ela de Fanny. noi la chiamiamo di O Fanny. nome dela é Stephanie e nós chamamos de Fanny. Si chiama Stephanie, però la chiamiamo Fanny. E a Fanny estava com o crachá da intercessão.
Fanny aveva il badge dell'intercessione E a Fanny faz parte do ministério de intercessão da igreja. e lei fa parte del ministero di intercessione della Chiesa. 4h30 da tarde, eu não tinha nenhuma intercessora na igreja a não ser a Fanny. 4:30 del pomeriggio non avevo nessun intercessore tranne Fanny. E quando eu abro a nossa câmera de segurança, E quando guardo il video della telecamera, eu me deparo com uma criança de 12 anos de idade, vedo una bambina di 12 anni com seu crachá de intercessão, con il suo badge di com intercessione, óleo de unção nas mãos. con l'olio unto nelle mani, E ela estava ungindo e orando por todas as cadeiras da igreja. e stava pregando e ungendo tutte le sedie della chiesa. Uma criança de 12 anos de idade estava orando por todas as cadeiras da igreja, Una bambina di 12 anni stava pregando per ogni sedia della chiesa, pedindo para que o Senhor toque no coração da pessoa que sentar nessa cadeira, e nessa outra cadeira, e nessa cadeira. chiedendo a Dio di toccare il cuore della persona che si sarebbe seduta in questa sedia. Eu quero te lembrar nessa manhã Voglio ricordarti questa mattina que se nós não estivermos dispostos a fazer a obra de Deus, che se noi non saremo disposti a fare l'opera di Dio, o Deus da provisão il Dio della provvidenza vai levantar crianças de 10, e alzerà bambini di 10, vai levantar crianças de 7 anos de idade, alzerà bambini di 7 anni, de 12 anos de idade. di 12 anni, Ele vai levantar crianças de 15 anos de idade. alzerà ragazzi di 15 Mas a anni, obra dele será feita nesse lugar. ma la sua opera sarà fatta in questo luogo. O convite aqui nessa manhã L'invito qui in questa mattina é para que você tenha o seu coração è affinché tu abbia il tuo cuore inclinado para as coisas de Deus, inclinato per le cose di Dio, para a obra de Deus. per l'opera di Dio, Porque senão Deus vai levantar crianças no seu lugar, perché sennò Dio alzerà bambini nel posto tuo, no meu lugar. a posto mio. Irmãos, nós precisamos ter um coração inclinado para as coisas do Senhor. Dobbiamo avere un cuore inclinato per le cose di Dio, Um coração apaixonado, un cuore innamorato ele atrai pessoas. che attrae altre persone. Ele atrai pessoas. Lui attrae persone. Quando você olha para o seu pastor, Quando guardi il tuo pastore, com certeza você vê alguém apaixonado pelas coisas de Deus. sicuramente vedi qualcuno appassionato per le cose di Dio. Quando você olha para a sua pastora, Quando guardi la tua pastora, com certeza você vê alguém, uma mulher apaixonada pelas coisas de Deus. sicuramente vedi una donna innamorata per le cose di Dio. E eu quero te lembrar nessa manhã E voglio ricordarti questa mattina que o diabo, che il diavolo ele não está nem aí pro seu talento. a lui Ele não se preocupa com o seu talento. non si preoccupa con il tuo talento. Satanás não quer roubar o seu talento. Satana non vuole rubare il tuo talento. Satanás não quer roubar o seu dom. Non vuole rubare il tuo dono. Para Satanás, ele pouco importa se você toca bem ou não toca nada. A Satana poco importa se tu suoni poco o non suoni niente. Satanás não quer saber se você consegue falar bem na frente ou orar bem na frente de pessoas. Ele não está nem aí para isso. Satana non vuole sapere se tu sei bravo a parlare davanti alla gente o sei bravo a pregare davanti alla gente. Olha, presta atenção nisso. Satanás não quer roubar o seu talento. Satanás quer roubar a sua paixão. Satana non vuole rubare il tuo talento, ma la tua passione. A sua paixão. La tua passione. A pessoa que não é apaixonada por alguma coisa, La persona che non è appassionata per qualcosa ela não se move em nada. non si muove in niente. Nada. Niente. 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 Você já viu uma mulher que perde a paixão pela sua casa? Hai già visto una donna che perde la passione per la sua casa? Isso aqui é muito sério que eu estou falando agora. È molto serio ciò che sto per dire. A mulher que perde a paixão pelo seu marido. La donna che perde la passione per il suo marito. Irmãos, tanto fez ou tanto faz. A roupa que você coloca, ela não está nem aí. A lei non frega più niente, non le cambia più nulla. Se você gosta da comida que ela fez ou não, ela não está nem aí. Se a te piace il cibo che lei ha fatto o no, a lei non importa. O homem que perde a paixão pela sua casa, L'uomo che perde la passione per la sua casa, perde a paixão pela sua esposa, perde la passione per la sua moglie, ele está junto com ela. è insieme a lei, Está na mesma casa. nella stessa Está casa, vivendo as mesmas coisas. vivendo le stesse Mas cose, não tem paixão. ma non ha passione, Não tem vontade. non ha più voglia. A mulher não tem vontade de arrumar a casa. La donna non vuole più sistemare la Nós, casa. quando nós olhamos pessoas que estão na igreja, mas não são apaixonadas pela igreja, Guardiamo persone che sono in chiesa però non sono appassionate, é innamorate per la chiesa. desesperador. Eh, Desespero, dá um desespero de ver. Irmão, quando nós olhamos para alguém que não ama a sua igreja, Quando guardiamo qualcuno che non ama la sua chiesa, não tem paixão pela sua igreja, non ha passione per la sua chiesa, é triste de ver. è triste di vedere. Eu tenho 15 pastores debaixo de mim hoje. Ho 15 pastori sotto di me oggi. Eu sou o pastor sênior da CCR no Algarve, em toda a região. Sono il pastore senior di tutta Algarve, di tutta la Você regione. sabe o que isso representa para mim? Sapete cosa rappresenta per me? Absolutamente niente.
Assolutamente niente. Eu chego de manhã na igreja todo domingo, Arrivo in chiesa ogni domenica 6h30 da manhã. alle 6:30 del mattino. Ninguém chega antes de mim na igreja. Nessuno arriva prima di me in Irmãos, chiesa. deixa eu te contar algo que ninguém sabe que eu faço. E lasciatemi dire qualcosa. Se eu chego na igreja, eu vejo lixo na porta da igreja. Se arrivo in chiesa e vedo della spazzatura nella porta, Eu tiro o lixo e jogo fora. prendo la spazzatura e la Se butto eu via. vejo alguma coisa fora do lugar, Se vedo qualcosa fuori eu posto, coloco no lugar. la metto a posto. 6h30 da manhã. 6:30 del mattino. Não tem ninguém me olhando. Non c'è nessuno che mi guarda. Ninguém nem imagina que eu tô ali. Nessuno immagina che io sono lì. Mas eu sou apaixonado por uma obra que está acontecendo naquele lugar. Ma io sono innamorato di un'opera che sta E a succedendo in minha quel luogo. paixão por aquilo E la mia passione per quello me faz ter o desejo de ter tudo arrumado, mi fa desiderare di vedere tutto sistemato, tudo no lugar. tutto a posto. Irmãos, eu não sou o zelador da igreja. Fratelli, Eu não sou a pessoa que arruma a igreja. io non sono quello che sistema la Nós chiesa. temos alguém que faz isso toda semana. Abbiamo qualcuno che fa questo ogni settimana. Eu não sou o responsável pelo louvor da igreja. Non sono responsabile per la lode della chiesa. Eu não sou o responsável por um monte de coisa na igreja. Non sono responsabile di molte cose nella Mas eu chiesa. estou na mesma missão que o irmão que limpa, que arruma, que toca. É a mesma missão. Ma sono nella stessa missione di quello che pulisce, suona, canta nella chiesa. E por eu ser apaixonado pela minha missão, E dato che io sono innamorato della missione, eu esqueço a minha posição. mi dimentico della mia posizione. Por isso é muito normal Per questo è molto normale você um dia visitar a CCR lá em Faro, no Algarve. un giorno visitare la nostra chiesa in Algarve E quando você entrar com o seu carro, e quando entrerai con la tua macchina, você me encontrar no estacionamento com os irmãos do estacionamento. vedermi nel parcheggio con gli altri fratelli. Ah, mas é porque o pastor quer se aparecer. Ah, ma il pastore vuole farsi vedere. Não, irmãos, é porque eu sou apaixonado por aquilo ali. Eu gosto daquilo ali. No, irmãos. fratelli, è perché sono innamorato di quello. Mi É piace. muito normal você chegar na CCR ali na nossa igreja em Portugal. È molto normale arrivare nella nostra chiesa E in você encontrar Portogallo o pastor Juninho, mas algumas pessoas todos bem arrumadinhos, com lixo na mão. Vamos levar o lixo, bora, vamos lá, toda a gente, vamos levar o lixo. e vedere tutti sistemati, ben vestiti, con la spazzatura in mano. Irmãos, Neemias estava com o coração inclinado para uma grande obra. Fratelli, Nemia aveva il cuore inclinato verso una grande E opera a sua paixão por aquilo e la sua passione per quello mobilizou uma multidão de pessoas para trabalhar. ha mobilitato moltitudini di persone. As pessoas estavam trabalhando e estavam cuidando. Le persone lavoravano e si prendevano cura. Os mesmos que estavam reconstruindo os muros estavam dispostos a guerrear contra os inimigos. Le stesse persone che stavano ricostruendo le mura erano disposti a combattere. Tem uma frase que nós falamos muito, C'è una frase che diciamo molto. que é: ninguém faz nada grande sozinho. Come? Ninguém faz nada grande sozinho. Nessuno fa niente di grande da solo. Se você está fazendo algo grande, Se stai facendo qualcosa di você grande, precisa de pessoas ao seu redor. hai bisogno di persone a fianco a te. Tudo que você faz sozinho Tutto ciò che fai da solo é pequeno. è piccolo. Você entende que tem uma grande obra para acontecer aqui em Veneza? Capisci che c'è una grande opera che deve succedere qui a Venezia? Você acredita que Deus está prestes a derramar um grande avivamento nesse lugar? Credi che Dio darà un grande avvivamento a questo posto? Quando nós olhamos para o lugar onde eu moro, Faro, o Algarve, Quando guardiamo nel posto in cui io vivo, Faro, Algarve, é um dos destinos de férias mais procurados da Europa. è uno dei destini più cercati in Europa. Você sabe o que eu tenho falado na nossa igreja? Sai cosa ho detto nella nostra chiesa? Que as pessoas vão procurar Faro. Che le persone cercheranno Faro, As pessoas vão procurar a minha cidade. cercheranno la mia città, Não por causa das praias, non a causa delle spiagge, não por causa das férias, non a causa delle vacanze, mas as pessoas virão para aquela cidade ma le persone andranno in para quella ver o città avivamento que está acontecendo naquele lugar. per vedere l'avvivamento che succede in quel luogo. Você precisa ter esse entendimento aqui nessa cidade. Dovete capire questo in questa città, Que Veneza não vai ser apenas conhecido pelos seus canais, che Venezia non sarà solo conosciuta per i suoi canali, pelas gôndolas que passeiam aí, per le gondole che vanno in giro, mas as pessoas virão ver o que está acontecendo na igreja de vocês. ma le persone verranno a vedere cosa succede nella vostra As chiesa. pessoas virão aqui para ver o que está acontecendo naquela igreja. Eu preciso saber o que está acontecendo. Le persone verranno per vedere cosa sta succedendo qui, E hanno só bisogno di vedere. depois vão passear aí nos canais. E solo dopo andranno in giro per i A canali. tua inclinação determina a tua dimensão. La tua inclinazione determina la tua dimensione. A primeira coisa, nós precisamos ter um coração inclinado para Deus. Dobbiamo avere un cuore inclinato a Dio. A segunda coisa é que corações inclinados para Deus
La seconda cosa, i cuori inclinati verso Dio se torna um magnético para a mobilização. diventano dei magneti per la mobilizzazione. E eu quero encerrar nessa manhã E voglio finire questa mattina dizendo para você dicendo a te que corações inclinados para Deus che cuori inclinati a Dio sabem como enfrentar a oposição. sanno come affrontare l'opposizione. Capítulo 2 de Neemias, no versículo 19. Capitolo 2 di Neemia, nel versetto 19, Diz que Sambalate, Tobias e alguns inimigos foram contra Neemias. dice che Samalat, Tobias e alcuni nemici sono andati contro Neemia. Eu quero te lembrar nessa manhã Voglio ricordarti questa que mattina nenhuma obra divina che nessuna opera divina fica sem oposição. rimarrà senza opposizione. A oposição é um sinal de que a obra é de Deus. L'opposizione significa che l'opera è di Dio. Irmãos, quando Lutero começa a pregar a salvação, que a salvação vem pela fé e não vem pelas obras, Quando Lutero comincia a predicare che la salvezza viene per la fede, non per le opere, ele é excomungado da igreja. lui viene scomunicato dalla Chiesa. O próprio Jesus, ele enfrentou oposição dos fariseus. Il proprio Gesù ha affrontato l'opposizione dei E farisei. quando Neemias inclina o seu coração para reconstruir os muros, E quando Neemia inclina il suo cuore per la ricostruzione delle mura, o inimigo se levanta contra ele. il nemico si alza contro di lui. O que tem se levantado contra a sua vida? Cosa si è alzato contro la tua vita? No ano passado eu passei, no começo desse ano, talvez a maior oposição em toda a minha vida. E l'anno scorso e l'inizio di quest'anno ho attraversato la più grande opposizione contro la mia vita. A pior coisa do mundo La peggior cosa del mondo é quando a sua boa intenção e o seu caráter é colocado em causa. quando il tuo buon carattere è messo in causa. Sabe o que eu quero te lembrar nessa manhã? Sai cosa voglio ricordarti questa mattina? É que quando você passa tempo justificando algo, È che quando passi tempo a giustificare qualcosa, você perde tempo na pregação da palavra de Deus. perdi tempo nella predicazione della parola di Dio. Jesus foi acusado de beberrão e comilão. Gesù è stato accusato De comer muito e beber muito. di mangiare molto e bere molto. Jesus foi chamado de filho do diabo. È stato chiamato figlio del diavolo. Em nenhum momento E in nessun momento Jesus para aquilo que ele estava fazendo Gesù smette di fare ciò che stava facendo para dar explicação para o inimigo. per dare spiegazioni al nemico. Eu quero te lembrar nessa manhã E voglio ricordarti questa mattina que quando nós estamos envolvidos em uma grande obra, che quando siamo in mezzo ad una grande opera, a oposição é um sinal l'opposizione è un segnale de que essa obra é de Deus. che quell'opera è di Dio. Quando nós estamos envolvidos em fazer uma grande obra Quando siamo in mezzo ad una grande opera e as dificuldades se levantam, e le difficoltà appaiono, isso significa questo significa que você está fazendo uma grande obra. che tu stai facendo una grande opera. Eu não sei qual é a oposição que se levantou na sua vida aqui hoje. Non so qual è l'opposizione che è apparsa nella tua vita qui oggi. Quando nós falamos de oposição, Quando parliamo di opposizione, nós podemos olhar de diversas maneiras. possiamo guardarla in diversi modi. Talvez a sua oposição seja financeira. Forse l'opposizione per te è la situazione economica. Pastor, eu tenho grandes projetos, mas falta o dinheiro para eu trabalhar. Ho grandi progetti però mancano soldi. Talvez a sua oposição seja na saúde. Forse l'opposizione è nella salute. Pastor, eu tenho um grande projeto, Ho un grande progetto, mas eu estou enfrentando uma grande enfermidade. ma sto attraversando un grande problema di salute. Talvez a sua oposição seja emocional. Forse l'opposizione è un problema emotivo. E uma das piores coisas Una delle peggiori cose é quando as suas emoções não estão controladas no Senhor. è quando le tue emozioni non sono riversate nel Signore. Talvez você está passando por uma tristeza imensa na sua vida. Forse stai passando per una tristezza immensa nella tua vita. A sua família é boa, o seu casamento é bom, você tem um bom esposo ou uma boa esposa, você tem bons filhos. Forse la tua famiglia è buona, tua moglie, il tuo marito, ti trovi bene nella tua famiglia, Mas tem uma tristeza muito grande no seu coração. ma c'è una tristezza molto grande nel tuo cuore. Sabe, irmãos, uma igreja, Sapete, fratelli, una chiesa, ela nunca... Pastor Daniel, isso é muito importante. A igreja nunca perde vigor por falta de dinheiro. la chiesa non perde mai vigore per la mancanza di denaro, Ela não perde vigor por falta de pessoas. non perde vigore per la mancanza di persone. Nenhuma igreja perde o seu vigor por falta de condição, seja qual for. Nessuna chiesa perde vigore per la mancanza di qualsiasi cosa. Uma igreja perde vigor Una chiesa perde vigore quando ela perde a paixão. quando perde la passione.
Acabou a paixão, la buona passione, acabou tudo. come? Acabou tudo. Se è finita la passione, è finito tutto. O convite de Deus para nós nessa manhã L'invito di Dio per noi questa mattina é para nós voltarmos ao primeiro amor. è di tornare al primo amore. Quando nós éramos apaixonados pela obra de Deus, Quando noi eravamo innamorati per l'opera di Dio, quando nós olhávamos alguma coisa fora do lugar, a gente queria arrumar aquela coisa. quando abbiamo visto qualcosa fuori posto e volevamo sistemarla, Quando nós não víamos a hora de chegar o horário de ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. quando non vedevamo l'ora di arrivare nell'orario di andare in chiesa. Uma das coisas mais vergonhosas que existe Una delle cose più vergognose che esistono para um homem, per un uomo, para nós homens, per noi uomini, é quando uma esposa, é quando a sua è quando esposa, una moglie, la sua moglie, ela precisa insistir para que ele vá à igreja. deve insistere affinché il marito vada in chiesa. É triste, È triste, porque o certo deveria ser o homem ser o primeiro a acordar, perché l'uomo dovrebbe essere il primo a svegliarsi, como sacerdote da sua casa, come sacerdote della sua casa, e acordar a esposa, e svegliare la moglie, acordar os filhos, i figli, como sacerdote da casa. come sacerdote della casa, Dizer assim, ó, o café da manhã está pronto. e dire: la colazione è pronta, Eu já fiz o café da manhã. ho già fatto la colazione, Vamos comer juntos aqui, mangiamo insieme, porque vai todo mundo para a igreja aqui hoje. perché tutti andranno oggi in chiesa. Olha, nós não vamos chegar atrasados. Non arriveremo in ritardo, Nós vamos receber o povo lá hoje. riceveremo persone là oggi. Eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Io e la mia casa serviremo il Signore. Irmãos, é vergonhoso È vergognoso um homem un uomo que não tem essa atitude che non ha questa attitudine diante da sua casa. nella sua casa, Perdeu a paixão. ha perso la passione. E eu não vim aqui confrontar você, E non sono venuto qui per porque confrontarti. o papel de confrontar é do seu pastor. Il ruolo di confrontarti è del tuo pastore. Mas quem sabe Deus me trouxe aqui nessa manhã Ma forse Dio mi ha portato qui questa mattina apenas para despertar algo no seu coração. solo per risvegliare qualcosa nel tuo cuore. Talvez está faltando o primeiro amor. Forse manca il primo amore. E se você não gostou disso que eu falei agora, E se ti ha dato fastidio ciò che ho detto adesso, talvez isso signifique que essa palavra é para você. forse significa che questa parola è per te. E se você não gostou disso que eu falei nessa hora, E se non ti è piaciuto quello che ho detto adesso, talvez seja o Espírito Santo falando com você nessa manhã. forse è lo Spirito Santo che parla con te questa mattina. Cadê a paixão? Dov'è la passione? Aonde está a paixão? Dov'è la passione? Porque se você toca um piano só por tocar, como é que você tá? Se suoni il piano solo per suonare, Senta, fica no banco. siediti, stai nella sedia. Como que é seu nome? Come ti chiami? João, se você não é apaixonado por aquilo que você faz, João, se tu non sei innamorato per ciò che fai, dá o seu lugar para aquele que Deus vai levantar. dai il tuo posto a qualcun altro che Dio alzerà. Ou então, João, Oppure peça paixão por Deus. chiedi passione a Dio. Isso aqui nunca vai ser um fardo para você, nunca vai ser um fardo. Questo non sarà mai un peso per te. O irmão da bateria toca muito bem, por sinal. Isso nunca vai ser um fardo para você, nunca. Il fratello che suona la batteria, tra l'altro, suona molto Isso bene. aqui precisa Questo ser, non isso sarà aqui mai un precisa ser, peso per te. precisa ser uma paixão na sua vida. Deve essere una passione. Irmão, quando você estiver tocando a sua bateria, Quando suonerai la tua batteria, lembre-se que os tambores simbolizam guerra. ricordati che Os tambores. le casse rappresentano guerra. Quando eles iam para a guerra, os músicos iam tocando os tambores. Quando andavano nella guerra i musicisti suonavano le casse. Quando o nosso irmão da guitarra, conheci ele, acho que lá no... lembro de você. Il fratello della chitarra. Irmão, não é apenas um solo que você faz pela técnica que você tem. Non è solamente un assolo che fai nella chitarra. Você está tocando corações. Stai toccando cuori. Você está sarando feridas, irmão. Stai curando delle ferite. Eu estou usando os exemplos mais práticos que nós temos aqui. Sto usando gli esempi più pratici che abbiamo qua. Mas eu preciso te lembrar nessa manhã Ma devo ricordarti questa mattina que a cadeira que você está sentado, che la sedia in cui tu sei seduto, algum apaixonado arrumou ela para você sentar. qualcuno appassionato l'ha sistemata per te. Eu quero te lembrar que a projeção que está aqui, essa foto, alguém pediu essa foto. Voglio ricordarti che la proiezione, la foto che è lì, qualcuno l'ha sistemata. Alguém fez essa arte aqui. Qualcuno ha fatto tutto questo. Eu não sei se você reparou, mas eu estou olhando que enquanto você está sentado aqui para ouvir uma palavra,
Tem irmãos que estão em pé aí, ó, com crachá. Tem gente em pé na igreja. Mentre tu sei seduto, non so se te ne sei reso conto, però ci sono persone in piedi con i badge. Eu não sei se vocês estão servindo em alguma coisa, mas provavelmente sim, porque vocês estão sinalizados. Non so se state servendo, però immagino di sì perché avete il badge. Eu quero dizer para você que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Voglio dirti che Gesù sta tornando per prendere la sua chiesa. E eu sempre pergunto, alguém que está feliz com Jesus, levanta sua mão. Io chiedo sempre, qualcuno che è felice con Gesù, Quem alzi está la feliz com mano. Jesus aí, levanta sua mão. Alza la tua mano se sei felice con Gesù. Glória a Deus. Gloria a Dio. Mas tem uma segunda pergunta. Ma c'è una seconda domanda. Jesus está feliz com você? Gesù è felice con te? Quando falta a paixão, Quando manca la passione, acabou tudo. è finito tutto. Fica de pé onde você está. Stai in piedi? Alzatevi per A favore. palavra do Senhor diz que havia um homem, o seu nome era Neemias. La parola di Dio dice che c'era un uomo, il suo nome era Neemia. Neemias sabe que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Neemia sapeva che le mura di Gerusalemme erano distrutte. Neemias chora, ora e jejua. Neemia piange, digiuna e prega. Mas Neemias não fica apenas nisso. Ma Neemia non rimane solamente a questo. Neemias agora fala: eu preciso reconstruir os muros da minha cidade. Neemia dice: io devo ricostruire le mura di questa città. Neemias não tinha uma tradição na reconstrução. Neemia non aveva una tradizione nella ricostruzione. Neemias não tinha uma família de reconstrutores. Non aveva una famiglia di costruttori. Mas Neemias tinha um coração inclinado para Deus. Ma Neemia aveva un cuore inclinato per Dio. Neemias tinha um coração inclinado para a reconstrução de alguma coisa. Neemia aveva il cuore inclinato per la ricostruzione di qualcosa. Eu quero te dizer nessa manhã Voglio dirti questa mattina, que existe uma multidão que está prestes a se render aqui nesse lugar. esiste una moltitudine che Sabe, a breve si renderà in questo luogo. uma das coisas que eu mais ouvi em 25 anos em Portugal Una delle cose che ho sentito di più nei miei 25 anni in Portogallo é que o português tem um coração muito duro para se converter. è che i portoghesi hanno il cuore molto duro per convertirsi. Mentira! È una bugia. Mentira! È una bugia. Nós temos centenas de portugueses na nossa igreja rendidos ao Senhor. Abbiamo centinaia di portoghesi in chiesa. Eu não sei quantos imigrantes ou quantos italianos nós temos aqui nessa manhã, Non so quanti italiani e immigranti abbiamo qui, mas eu quero lembrar vocês ma voglio ricordarvi é que se Deus colocou vocês aqui em Veneza, è che se Dio vi ha messi qui a Venezia, se vocês estão aqui na Itália, se siete qui in Italia, existe uma multidão esiste una de moltitudine imigrantes e italianos di immigranti italiani que vão se render ao Senhor nesse lugar. che si renderanno a Dio in questo luogo. Não existe coração duro que Deus não quebre. Non esiste un cuore duro che Dio non possa Eu rompere. quero liberar uma palavra sobre vocês. Voglio liberare una parola su di voi. Vocês estão prestes a viver Vivrete grande presto crescimento e avivamento nesse lugar. una grande crescita e avvivamento in questo luogo. Talvez você está pensando assim, ó, só depende de Deus, né, pastor? Forse penserai, questo dipende da Dio, pastore. Não, só depende de você. No, dipende da te. É vontade de Deus. È la voglia di Dio. Pessoas rendidas, apaixonadas por Ele, é vontade dele. Persone rese e innamorate di Lui è la sua volontà. Avivamento e crescimento é vontade de Deus. Avvivamento e crescita è la volontà di Dio. Só depende do seu coração inclinado a Dipende Ele. solo dal tuo cuore inclinato a Lui. O Deus que nós servimos Il Dio che noi serviamo é o Deus da provisão. è il Dio della provvidenza. Se você não se levantar no seu ministério de intercessão, Se tu non ti alzerai nel tuo ministero di intercessione, Deus vai levantar uma menina de 12 anos de idade para orar no seu lugar. Dio alzerà una bambina di 12 anni per pregare al posto tuo. Vai ser vergonhoso para você. Sarà vergognoso per te. Se eu não me posicionar em fazer aquilo que Deus me chamou para Se fazer, non mi posiziono in ciò che Dio mi ha chiamato a fare, Deus vai levantar jovens de 13, 14, 15 anos para fazer no meu lugar. Dio alzerà giovani di 13-14 anni per fare al posto tuo. Vai ser vergonhoso para mim. Sarà vergognoso per me. Mas sabe, Ma sai, eu decidi ter um coração inclinado para as coisas de Deus. ho deciso di avere un cuore inclinato per le cose di Dio. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Perché Gesù sta tornando per prendere la sua chiesa. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma história rápida, La Bibbia dice che la nostra vita è come una storia veloce, conto ligeiro. un racconto veloce Já já passa. e passerà subito. Quantas pessoas com 15 anos tem aqui? Levanta a mão, 15 anos. Quante persone qui hanno 15 anni? Alzate la mano. 17 anos. 17, 18 anos. 18, 20 anos. 20 anni, 30 anos. 30 anni, Já está no 30? 31?
Você está ficando velho. Stai diventando vecchio. Se essa pergunta fosse feita 15 anos atrás, 15 anos você ia levantar a sua mão. 15, eu estou no 15, você já está no 30. Se questa domanda fosse stata fatta 15 anni fa avresti Na- alzato la mano, però Na sei già casa dos 30 40, anni. levanta a mão. 40 anni? Eu estou na casa dos 39 anos. 30, Io ho 39 anni. calma. Calma. Quarta-feira, Mercoledì eu vou fazer 40 anos de idade. compio 40 anni. Vou entrar na fase do 40. Entrerò nella casa dei 40. Sabe o que significa? Sai cosa significa? Eu tô ficando velho. Sto diventando vecchio. Quem está na casa dos 50, levanta a mão. Chi ne ha 50? Casa dei 60, levanta a mão. 60? 70, levanta a mão. 70? 80, levanta a mão. 80? 90, levanta a mão. 90? A partir dos 95, não levanta. Dai 95 in su non alzate la mano. Pode ser que Deus puxa, né? Então, Può essere che Dio vi... eu posso orar aqui na frente com os irmãos? Eu Posso quero fazer um pregar? convite para toda a igreja nessa manhã. Voglio fare un invito per tutta la Chiesa questa mattina. E o convite nessa manhã é um convite para o arrependimento. E questa mattina vi invito al pentimento. Você pode vir aqui na frente? Puoi venire qui davanti, Os irmãos do louvor, se quiserem estar aqui comigo também. i fratelli della lode. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Esci dal tuo posto e vieni qui davanti. Toda a igreja. Tutta la Chiesa. Toda a igreja. Tutta la Chiesa. Pode vir perto de mim. Potete venire qua vicino. O convite nessa manhã Tá. L'invito questa mattina é para o arrependimento. è per il pentimento. Tem muitos muros destruídos Ci sono tante mura e distrutte pouco coração inclinado a reconstruir. e pochi cuori inclinati a ricostruire. Tem muito casamento destruído, Molti matrimoni distrutti, muita família destruída molte famiglie distrutte e pouco coração inclinado a reconstruir. e pochi cuori inclinati a ricostruire. Vocês viram como a vida é uma linha do tempo que ela vai passando? Não tem, ela vai passando. Avete visto come la vita è una linea del tempo e va a passare. Eu não quero trazer medo para você. Non voglio darti paura, Eu quero que você entenda o que eu estou falando. voglio che tu capisca ciò che io sto dicendo. Então eu vou te contar algo que eu vivi semana agora. Ti racconto ciò che ho vissuto questa settimana. Não é para trazer medo, ok? Non è per darvi paura, ok? 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 Eu estive numa igreja em Roma Sono stato in una chiesa a Roma para encontrar com um pastor. per incontrare con un pastore. O nome do pastor acho que é Fernando. E il pastore si chiama Fernando. O nome da igreja é Carisma. Il nome della chiesa è Carisma. Eu cheguei em Roma para encontrar o Fernando, Sono arrivato a Roma per incontrare Fernando, eu e mais 2 pastores. io e altri 2 pastori, E nós íamos tomar um café com ele e depois íamos almoçar com ele. e saremmo andati a prendere un caffè e poi andare a pranzare con lui. E a hora que nós chegamos, o Fernando abriu a porta da igreja Quando siamo arrivati, Fernando ha aperto la porta della chiesa e ficou olhando para nós. e ci ha guardati. E tinha alguma coisa estranha acontecendo. C'era un qualcosa di strano che stava succedendo. E o pastor falou assim: entra, senta aqui, fica aqui. E il pastore ha detto: entrate, sedetevi. E nós entramos Siamo entrati e daqui a pouco eu vi que algumas pessoas estavam chorando. e ho visto dopo un po' che alcune persone stavano piangendo. E o pastor Fernando falou assim: Ele eu preciso pastor contar algo para vocês. E il pastore Fernando ha detto: devo raccontarvi qualcosa. Nesse exato momento, In questo esatto momento, quando vocês bateram na porta, quando avete bussato alla porta, eu desliguei o telefone, ho messo giù il telefono porque um pastor meu, perché un mio pastore, que é meu filho, che è mio eu figlio, batizei, che ho eu fiz o battezzato, casamento dele. l'ho sposato, Meu filho, mio figlio, ganhei ele para Jesus. l'ho guadagnato per Gesù, 50 anos de idade. 50 anni d'età, Ele acabou de morrer. è appena morto. Agora, Adesso ele caiu de moto è caduto in moto e ele morreu. ed è morto. A gente não sabia nem o que falar pro E Fernando. eravamo senza reazione, non sapevamo cosa dire. E o pior de tudo E il peggio di tutto, é que em um determinado momento, in un momento, o Fernando falou assim: ó, eu quero ir lá no local do acidente. Fernando ha detto: voglio andare nel luogo dell'incidente. E nós falamos assim: nós vamos levar o senhor então, vamos junto. E ho detto: ok, andiamo insieme, vi porto io. E o trânsito estava todo fechado. C'era molto traffico E só nós passamos com o carro.
Solo noi siamo passati con la E tinha macchina. 2 ambulâncias, C'erano 2 ambulanze, 3 ou 4 carros de polícia 3 o 4 macchine della polizia e tinha uma moto caída no chão. e una moto per terra. E eu olhei e falei assim: nossa, a moto tá ali no chão ainda. E ho guardato e ho detto, oddio, la moto è ancora per terra. E muita chuva descendo. E c'era molta pioggia. E quando eu e os pastores saímos do carro Quando io e i pastori siamo usciti dalla macchina, e nós andamos um pouquinho depois da ambulância, siamo andati un po' in là dell'ambulanza tava no chão o corpo do pastor. e per terra c'era il corpo del pastore E a mulher dele estava ali. e sua moglie era lì E ela chorava. e lei E piangeva, ela beijava o corpo morto. baciava il corpo morto. Naquele mesmo momento, In quello stesso momento algumas coisas vieram na minha cabeça. alcune cose sono venute nella mia A primeira mente. coisa é: acabou. La prima cosa è stata, è finita. Tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. Acabou. Tutto ciò che poteva fare l'ha già fatto, è finita. Acabou, não tem mais o que fazer. È finita, non c'è più niente da E a fare. segunda coisa que veio no meu coração: E la seconda cosa che è venuta nel mio cuore, tinha tanta coisa para ele fazer ainda. c'erano ancora tante cose che doveva fare. Eu não quero trazer medo, dizendo assim: ah, pode acontecer. No nome de Jesus, não vai acontecer isso com ninguém agora. No Non nome de voglio Jesus. darvi paura e dire, può succedere. No, non è questa la mia intenzione. Mas eu só quero te lembrar: Voglio solo ricordarti, será que a sua vida tem cumprido um propósito? nella tua vita hai compiuto un proposito. Será que quando chegar a sua hora e você encontrar Jesus, Quando arriverà la tua ora incontrerai Gesù. será que você vai entender assim: ó, eu cumpri o meu propósito, eu falei, eu trabalhei para o Senhor, a minha vida fez sentido. Potrai dire, ho compiuto il proposito, la mia vita ha avuto senso. A vida é muito curta La vita è molto corta para nós nos importarmos com coisas pequenas. per importarci con cose piccole. Coisas pequenas. Cose piccole. É muito curto para você não amar o seu esposo ou a sua esposa. È molto corta per non amare il tuo marito o la tua moglie. É muito curto para você não tomar um café com seu filho, não pegar na mão do seu filho. È molto corta per non prendere un caffè con tuo figlio o prenderlo per mano. A vida é muito curta para você guardar ressentimento no seu coração de alguém que fez mal para você. La vita è molto corta per tenerti un risentimento nel cuore di una persona che ha fatto qualcosa per Se te. você não sair daqui nessa manhã, se você não sair daqui nessa manhã, Non intendi. se você for para sua casa Se vai a casa tua e não entender e non capisci que o chamado de Deus che la chiamata di Dio para você hoje per te oggi é o arrependimento, è il pentimento, você não entendeu nada da palavra. non hai capito niente della parola. Só constrói, Costruisci, só reconstrói ricostruisci corações apaixonados. cuori appassionati. Então não é que você não tem força para reconstruir, Quindi non è che non hai forze per é que ricostruire, você perdeu a paixão. è che hai perso la passione. Então o pedido nessa manhã Quindi ciò che ti dico questa mattina é para que o Senhor è affinché il Signore faça de você faccia di te um apaixonado novamente. un appassionato di nuovo. Por quem? Per chi? Por Deus, Per Dio, pela sua família per la tua famiglia e pela sua igreja. e per la tua Chiesa. Paixão pela sua igreja. Passione per la tua Chiesa. Qual foi a última vez que você deu um abraço no seu pastor? Quando è stata l'ultima volta che hai abbracciato il tuo Qual pastore? foi a última vez que você abraçou um líder seu? Quando è stata l'ultima volta che hai abbracciato un Eu leader nem sei quem é o tuo? líder do louvor aqui. Mas qual foi a última vez que você abraçou o seu líder do louvor? Quando è stata l'ultima volta che hai abbracciato il tuo leader di lode? Mesmo não concordando com ele, dizendo assim: ó, nós estamos juntos. Anche se concordando con loro, siamo insieme. A vida é muito curta para guardar ressentimentos. La vita è troppo corta per tenersi risentimenti. Feche os seus olhos onde você está nessa hora. Chiudi i tuoi occhi dove sei adesso. Feche os seus olhos onde você está nessa hora. Coloca a mão no seu coração. Metti le mani nel tuo cuore. Se alguém quiser dobrar o joelho, pode dobrar o seu joelho. Se alguém Se quiser ficar em qualcuno pé, vuole pode ficar em mettersi in pé. ginocchio, potete stare in ginocchio, in Os piedi. muros estão destruídos. Le mura sono distrutte. Você vai ser um murmurador ou um reconstrutor? Sarai un mormoratore o un ricostruttore? El avivamento manda, Senhor, Espírito Santo. Erga sua voz onde você está. Alzi le tue mani dove sei. Copri la terra Vai, Jesus. con Vai, tuo Jesus. potere, come hai già fatto, tu lo rifarai. Ah! Per avvivamento manda, Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra con tuo potere,
sua voz. Alza la tua voce. É. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Erga sua voz nessa manhã. Alza la tua voce in questa mattina. Erga sua voz nessa manhã. Alza la tua voce in questa mattina. Acque di grazia, immergimi. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de servir, Pai. Trascorso nel tuo amore, tua santità. Fortalece, Pai, os ombros. C'è un fiume che scorre in me. Adoro la tua maestà, adoro il tuo cuore, Dio. Gesù, io ti aspetto qua, il mio codino. Adoro la tua maestà, adoro il tuo cuore, Dio. Gesù, io ti aspetto qua, il mio codino. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Sappiamo, Gesù, che sei qui in questo luogo. Pai, nós temos convicção do Seu agir aqui nessa manhã. Siamo convinti del tuo agire in questo luogo. Levanta reconstrutores. Alza ricostruttori. Levanta reconstrutores. Alza ricostruttori. Levanta reconstrutores. Alza ricostruttori. Famílias reconstruídas. Famiglie ricostruite. Casamentos reconstruídos. Matrimoni ricostruiti. Um novo tempo, Senhor, para essa igreja. Un nuovo tempo per questa chiesa. Um novo tempo para o seu povo, Jesus. Un nuovo tempo per il tuo popolo, Gesù. Um novo tempo para o seu povo, Jesus. Un nuovo tempo per il tuo popolo, Gesù. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. La tua presenza scenda, Signore, cantiamo santo, santo. Apri i cieli, inondati di misericordia. La tua presenza scenda, Signore, cantiamo santo, santo. Oh, oh, cantiamo santo, santo. Oh, oh, l'avvivamento manda, Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra con tuo potere, come hai già fatto, tu lo rifarai. L'avvivamento manda, Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra con tuo potere, come hai già fatto, tu lo rifarai. Tu hai potere, tu hai potere, tu hai potere, tu hai potere. Quero encerrar aqui nessa manhã, Voglio finire questa mattina pedindo para que você, chiedendo possa estar abraçando o seu pastor aqui nessa manhã. chiedendo che tu possa abbracciare il tuo pastore questa mattina E você vai falar assim, pastor, e dirai così: pastore,
Eu sou um reconstrutor dos muros desse lugar. Io sono il ricostruttore delle mura di Você questo vai trazer uma luogo. palavra pro seu pastor, vai trazer uma palavra pro seu pastor, Darai una parola al tuo pastore, dizendo assim: meu pastor, dicendo così: mio pastore, coisas grandes e maiores nós vamos viver nesse lugar. cose grandi e ancora più grandi vivremo in Você questo vai liberar luogo. uma palavra sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a esposa, sobre a pastora desse lugar. Libererai una parola su di lui, sulla sua casa, su Uma sua palavra de moglie. vida, Una parola di vita, uma palavra de avivamento. una parola di avvivamento. Deus está levando vocês para um novo nível de fé nesse lugar. Dio vi sta portando a un livello diverso. Deus vai levar vocês para um lugar porque aqui não comporta vocês. Dio vi sta portando ad un Aquilo que altro Deus tem para luogo. fazer não comporta nesse lugar. Entenda isso. Cosa, É um cosa Dio novo vuole? tempo, é um novo tempo. Dio vi sta portando ad un nuovo tempo. É um grande avivamento que está chegando Un nesse grande lugar. avvivamento Gesù vuole fare in questo Aqui, luogo. pastor, fica aqui, deixa eu orar. Levante as suas mãos em direção ao pastor. Stendi le tue mani verso il pastore. Voglio chiedere alla Chiesa in questo momento, a tutti voi, Todos vocês. tutti voi, Vocês vão sair de onde vocês estão. uscirete dal vostro posto Vocês vão dar um abraço no pastor de vocês. e darete un abbraccio al vostro pastore Vocês vão dizer assim, ó, nós estamos juntos, pastor. e direte così: siamo insieme, Tem pastore. muita coisa para construir, Ci sono tante cose da tem costruire muita coisa para e reconstruir. tante cose da ricostruire. Fala assim, ó, somos nós. Dite così: siamo noi, Diga, é através de nós. è attraverso di Você noi. pode fazer isso nessa hora? Puoi fare Sai do questo seu in lugar questo aí, dá um momento, abraço ao seu pastor. uscite Vamos dal adorar vostro Jesus, posto. vamos adorar Jesus. Avivamento, manda Senhor, Espírito Santo, fogo de Dio, copre la terra con tuo poder, come hai già fatto tu lo rifarai. Per avvivamento, manda Senhor, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra con tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Tu hai potere, 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 tu hai potere.
copri la terra con tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Per avvivamento manda Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra con tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Tu hai potere,
Grazie a tutti voi. Grazie, grazie, grazie. Ci sono tante sfide che stiamo affrontando in questo momento. Qualcuno lo sapete già, quello che stiamo affrontando con la salute di Mariana, e ci sono ancora altri che al tempo opportuno voi lo saprete. Io chiedo solo che pregate per tutte queste situazioni. Sono sfide grosse che stiamo passando. Davvero quest'anno noi abbiamo iniziato con delle prove pesanti, no? Ma è bello sapere che c'è una chiesa che ci sostiene, che ci ama, che prega per noi, che intercede per noi, che lotta al nostro fianco. È bello sapere che possiamo contare su di voi. Grazie, grazie, grazie di cuore. Quando il pastore Juninho ha detto che veniva a predicare qui, ho detto: pastore, guarda che noi stiamo parlando sui miracoli di Gesù, no? E tu dovresti parlare sulla pesca miracolosa, no? Lui ha detto: va bene pastore, comandi tu. Ho detto grazie. Domani lui mi scrive: pastore, è un problema se predico su un'altra cosa. No, non è stata una predica ordinata. Non ho chiesto a lui che predicasse su questo, non ho chiesto a lui che parlasse su queste cose. Io credo davvero che sia stato dalla parte dello Spirito Santo. Grazie, Pastor Juninho. Grazie. Ci voleva. Ci voleva. Grazie. Grazie a tutti voi. Ci scusiamo per il ritardo che abbiamo passato l'orario, no? Ma volevo ringraziare a voi che ci state visitando oggi. A te, caro, la tua famiglia, ho visto che hai portato tutta la tua famiglia oggi. Grazie, siate benvenuti, che Dio vi benedica. Siamo una grande famiglia, vedi? Pieni di difetti, problemi, no? A volte ci rattristiamo uno all'altro, no? A volte ci scontriamo in qualcosa e tutto quanto, ma c'è qualcosa di molto più forte nei nostri cuori, che è l'amore di Gesù, e noi amiamo stare insieme, no? E siete benvenuti, siete benvenuti. C'è anche la Fernanda, non so se è già andata via. È già andata via Fernanda, no? Grazie a tutti voi che siete qui per la prima volta, seconda, terza, quarta, che siete qui da 10 anni, no? Anche di più dei 10 anni. Bello Loli? Quanto tempo. Pastore Jean-Claude, che è il mio caro scudiero, che siamo lì insieme. Grazie, grazie. Amore mio, grazie a te. Ognuno di questi abbracci qua è stato anche per te. Questa chiesa ama anche a te e sta pregando anche per te. Amen. E grazie a tutti voi, no? Vi avviso velocemente che venerdì noi abbiamo il culto dei giovani. Adesso il culto dei giovani sono sempre al venerdì. E venerdì noi abbiamo un pastore giovani dall'Inghilterra che sarà qui con noi, no? E lui porterà una bellissima parola. Sarà un culto molto benedetto. Allora ragazzi, venite, genitori, spingete i vostri figli. Dai chiesa, vai. Spingete i vostri figli, mandateli qua, perché sarà un tempo di benedizione per i vostri figli, per i vostri giovani, per i vostri ragazzi. Mandateli in chiesa, non lasciateli a casa a guardare la TV, a giocare videogame, no? Mandateli in chiesa, perché anche loro devono essere appassionati per Gesù. Incentivateli a venire, no? Sarà un tempo di benedizione. E la mamma di questo pastore è la pastore Cristiane, no? Che è la moglie di pastore Sureca. Non so se vi ricordate di pastore Sureca, loro già sono stati qui con noi, no? E la Cristiane predica domenica per noi. Pastore Cristiane sarà qui con noi, una benedizione, una donna di Dio, la conosciamo da un bel po' di tempo, no? E vengono dall'Inghilterra, vengono a trovarci e stare con noi questo weekend, e loro saranno qui con noi per benedirci. Amen. C'è il convegno delle donne. Guarda che noi stiamo camminando alla fine delle iscrizioni. Se voi non avete ancora fatto la vostra iscrizione, correte lì,
no? Anche se non avete dei soldi potete pagare dopo fino al giorno del convegno, ma correte per fare la vostra iscrizione, non perdete tempo. Sarà un tempo di benedizione, ci sarà con noi una pastora americana e un'altra brasiliana, e sarà un tempo di festa. Noi saremo lì a San Vincenzo, Livorno, in un resort meraviglioso che il Signore ci ha preparato. Non perdete l'opportunità. A chi ha prenotato il libro della sorella Nicoletta, che è stato con noi 2 domeniche fa, no? A chi ha prenotato il libro, no? E Dio ti darà la forza del bufalo, parlate con Rose, no? Noi abbiamo ricevuto i libri, sono lì, potete passare dalla Rose e prendere i vostri libri. È una forma di benedire questo ministero. Loro vendono nelle chiese, no? E il soldo ricavato è investito nella riproduzione dei libri. Loro hanno già distribuito gratuitamente nei reparti oncologici quasi 2000 esemplari. E adesso, in un passo di fede, loro hanno chiesto di stampare altri 5.000 e stanno mandando per tutta l'Italia negli ospedali in distribuzione gratuita nei reparti oncologici. È la testimonianza di quello che Dio ha fatto nella vita di Nicoletta, il modo in cui Dio ha guarito la sua vita. Amen. Dimentico qualcosa? Ho parlato tutto? Ho lasciato il librettino lì? Amen. Ci siamo? Giovedì c'è culto, no? di preghiera e di insegnamento della parola. Venite. C'è a capo Luca, no? E noi sappiamo che Dio sta facendo grandi cose qui. Allora venite. E questo qua cos'era? Ecco, sabato 29 noi abbiamo la lettura biblica in chiesa, no? Guarda che sono tempi meravigliosi. Noi leggiamo, condividiamo, testimoniamo, no? Abbiamo l'opportunità di parlare quei versetti che ci parlano di più e testimoniamo di quello che il Signore fa nella nostra vita attraverso la parola. È un modo di condividere la parola. Allora, se potete venire sabato 29 alle 18, no? Venite, è un tempo bellissimo. Dopo ci prendiamo un caffè e siamo lì a condividere le cose del Signore. Amen. Preghiamo. Caro Padre, nel nome di Gesù noi ringraziamo te, Signore, per questa mattina meravigliosa che noi abbiamo passato. Io ti ringrazio per la vita del pastore Juninho, Signore, per questa parola che tu ci hai dato stamattina, che noi possiamo avere davvero un cuore appassionato, Signore, per la tua opera, e che tutto quello che noi facciamo in qualche modo, Signore, sia trasformato in eccellenza, che noi possiamo dedicare del tempo alla tua opera e che noi possiamo vivere, Signore, davvero un risveglio, Signore, un risveglio, come ad iniziare ad ognuno di noi, che questo risveglio succeda, Signore, che noi possiamo contagiare tutte le persone che sono intorno a noi, Signore, che noi possiamo davvero portare qualcosa di nuovo, Signore, alle persone che ci stanno accanto, nel nostro ambiente di lavoro, nella nostra casa, ai nostri familiari, amici, colleghi, tutto quanto, che loro possono vedere il brillo nella nostra faccia, Signore, della tua presenza in noi, come è successo con Mosè, quando loro hanno visto Mosè lì, quando Mosè ha visto la tua presenza sul monte, Signore, quando lui è sceso nessuno riusciva neanche a guardare perché la sua faccia brillava, Signore, che anche noi possiamo portare questo brillo, che anche noi possiamo portare, Signore, il tuo buon profumo, Signore, negli ambienti dove noi siamo, e che noi possiamo, Signore, attraverso la nostra testimonianza cambiare l'atmosfera degli ambienti dove noi stiamo, portando il tuo amore, Signore, alle persone che non ti conoscono. Allora dacci questa passione, che noi che apparteniamo ai ministeri, Signore, possiamo dare del nostro meglio, Signore, perché noi vogliamo vedere crescere il tuo regno. Noi vogliamo vedere, Signore, questa chiesa essendo conosciuta, Signore, per il lavoro che fa, non solo perché siamo una grande chiesa, ma perché tu ti manifesti qui, Signore, e perché le persone sono cambiate, restaurate, guarite, lavate dalla tua parola. È questo che noi vogliamo. Grazie per questa mattinata, Padre. Adesso portaci a casa in pace, in sicurezza. Dacci una domenica benedetta nella tua presenza, una settimana benedetta. Noi preghiamo per i nostri fratelli che sono a casa. Benedisci anche loro, Signore. Sii con loro, dà la tua benedizione a loro. E oggi portaci a casa in pace e in sicurezza e stia con noi, perché noi amiamo la tua presenza e non possiamo fare a meno della tua presenza. Grazie, Gesù. Grazie, con tutto il cuore noi ti ringraziamo. Amen. Che Dio vi benedica, buona domenica.
Non andate via senza salutarvi. Deve salutare almeno 5 persone. Saluta, dà un abbraccio stretto così e noi ci vediamo qui